Eccoci qua. Andiamo. Partire di più. Sicuro? Sono sicuro. Allora, amici belli, subito il like. C'erano parecchi like preventivi e vi ringrazio. Insomma, volevo aspettare la partita per fare una live dove avremmo potuto parlare anche della Fiorentina e dell'Inter, però c'è stato questo malore. Adesso dicono che è cosciente, che respira da solo, insomma, momenti di paura, veramente di panico. E quindi, prima di tutto, un abbraccio a Bove e alla famiglia, che poi in questi momenti dici, mamma mia, un ragazzo è veramente... per fortuna è fuori pericolo, questa è la cosa più bella, e grazie a tutti che lo state scrivendo. È sangue nostro, ma poi al di là, fosse o non fosse sangue nostro, è una roba che fa spavento, quindi tutti uniti, vi vedo alla grande. E c'era anche un amico bellino che aveva scritto prima, Luigi, dice: scusate, col pensiero di Bob e la sua famiglia oggi non me la sento di parlare di calcio. Condivisibile, pensiero condivisibile, caro Luigi, noi siamo in programmazione, quindi lo dobbiamo fare per forza, con un pensiero riguardo a Edoardo. Però la partita, e quindi ne dobbiamo parlare, è una partita che onestamente, nonostante vedi ci sono risultati risicati e risultati risicati, ci sono modi diversi di fare 1-0, e una frase che io vi dico spesso e che vi ripeto: quando il portiere avversario è assolutamente protagonista, io mi sento più soddisfatto. Vuol dire che il Napoli ha creato i presupposti, che il Napoli è andato vicino, che ha sfiorato il raddoppio più volte, o comunque aveva creato dei presupposti prima. Insomma, parate belle anche di una certa difficoltà per uno alto come lui. Maurizio, mamma mia, sei folle completamente. 3 cose importanti: 1, beviamoci un bicchierino al tuo passato compleanno. Grazie. Credi che con questa squadra anche l'anno scorso con Garcia in banca si poteva fare meglio? 3, da sportivo faccio un in bocca al lupo. Allora, prima di tutto grazie mille Maurizio, sei sempre generosissimo e io non so come ringraziarti. Grazie mille per gli auguri. E per quanto riguarda la tua domanda su questa squadra, l'anno scorso con Garcia si poteva fare qualcosa di più, onestamente ti devo dare 2 risposte. Prima di tutto, McTominay è proprio quell'acquisto, no? Che dici il calciomercato incide, perché è uno che ha i gol nelle gambe, si chiedeva al Napoli di avere degli specialisti del gol e hai preso proprio uno che alle volte può anche non vedersi. Oggi ha fatto proprio una grande partita a tutto campo. E avete visto come l'ho abbassato più nel vivo del gioco? Vabbè, Antonio Conte, siamo proprio alla frutta. Io scrivo diamo fastidio come cosa, lui dice stiamo dando fastidio, proprio oramai va. Quindi l'impatto del mercato è importante, si vede. Contemporaneamente il personaggio Garcia, l'allenatore Garcia, era stato messo in discussione dall'ambiente, dalla piazza da subito, quindi senza avere anche quel credito che Conte si porta dietro, secondo me è difficile, sarebbe stato difficile. Poi ci aggiungi che avevi comprato dei giocatori che vanno benino per la panchina, ma insomma
non proprio, non sono proprio stati decisivi. Nathan si è ritrovato quasi titolare, poi l'ha dovuto fare Juan Jesus. Cajuste non ha mai insidiato Anghissà, Lindstrom ha giocato pochissimo, insomma, invece arriva McTominay, diventa titolare inamovibile e questo si vede. Quindi lo stesso mercato fatto per Garcia non è detto che avrebbe avuto questo impatto, perché Garcia era poco credibile, era diventato poco credibile, poco protetto, e quindi Conte ha dei meriti importanti. Grazie Maurizio. E Tore Falanga. Assist Rick Vara, che ha inciso sulla partita. McTominay si conferma un buon acquisto appena dopo buongiorno. Forza Bove, 22 anni ne hai di calci da dare, assolutamente Tore. Tra l'altro assist Rick Vara, io lo spero per lui, per i numeri, però c'è stato un mezzo tocco nel momento in cui lui dribbla, quindi fatemi vedere se nei tabellini lo porta, perché può essere pure che qualcuno non lo porta come assist. Forza Football lo porta come assist, quindi dovrebbe essere, poi resta negli annali, aggiungiamo un altro assist a Kvara, fa bene a chi magari guarda solamente i numeri e non guarda le prestazioni per giudicare un calciatore, ma se anche avesse deviato l'avversario, lo devia perché lui se n'è andato in dribbling 1-2 col piede secco e così, e poi aveva creato altri presupposti. Il colpo di tacco di Lukaku viene da un cross suo, assist suo potenziale, stava segnando di testa, la fa un'altra bella parata Milinkovic, insomma ha fatto un'ottima partita anche Kvara, e mi sembrerebbe mi fa strano doverlo dire, ma non a noi, non tra di noi ovviamente, però qualcuno vuole per forza dire che Kvara non è buono, che Kvara è così, ma comunque non sta giocando ai suoi livelli. Secondo me siete folli completamente, però poi ognuno prende degli ingrippi e si dedica a questi ingrippi. Per me non c'è proprio problema, me lo godo finché ce l'ho, onestamente. E andiamo a leggere un pochino i messaggi. Esatto, perché Politano non ha tirato. Questa volta, ragazzi, io sono riuscito, visto che gli orari lo permettevano, a postare la reaction subito. Se non l'avete vista, fate una corsa. È venuta abbastanza breve perché non ci sono state molte cose. Quelle cose sono state pesanti, quindi la reaction è divertente. Però sì, a un certo punto dico proprio quello, avvilito, dico perché non hai tirato? Lukaku gli dà un cioccolatino che almeno prova a tirare. Sì, c'erano un po' di difensori in traiettoria, ma tira, non c'è il portiere, voglio dire, succede un fatto stranissimo che non abbia tirato. Esatto, è proprio il Michu de Noartri. Sera a tutti, sera a Valerio, non so se avete speso 2 parole per Bove, ma siamo tutti vicini al giocatore e famiglia, assolutamente Cazzo, che era la prima cosa che abbiamo fatto, e tutti quelli che vedo arrivano tra la chat lo stanno dicendo, è il minimo che possiamo fare. Savic si è visto gli highlights di Buffon 2006. A me Milinkovic-Savic è un portiere che mi è sempre piaciuto, un portiere che ha un grande lancio coi piedi, portiere che mi sembra anche reattivo, poi in qualche partita magari sembra meno decisivo di altre. Ho letto tante critiche negli anni a Milinkovic-Savic, per me è un ottimo portiere, non mi ha sorpreso questa prestazione, però poi vai a vedere altre partite, dice qua la poteva parare, non la parata, eccetera eccetera. Lo vedo un portiere di grande personalità, non mi è mai dispiaciuto, lo ha confermato onestamente, perché oggi col Napoli, quando è la sua giornata, è la sua giornata. Allora andiamo a vedere, e dire che Chiarella aveva indicato Savic e Masina come punti deboli. No, proprio, vabbè, ho appena detto questa cosa di Savic, non sono d'accordo, mi limito a non essere d'accordo. Napoli solido comporta la preoccupazione da parte delle avversarie di non prendere gol. Questo ci permette di affrontare le partite senza essere aggrediti. Bello spunto, questa al di là della solidità difensiva, perché poi qualcosina diciamo, è bene dirlo, l'abbiamo concessa oggi. Un buongiorno meno in palla delle altre volte, ma è cresciuto tantissimo Rachmani è stato un baluardo, l'ho detto subito nel gruppo Telegram, dice migliore in campo Rachmani, poi ovviamente McTominay è chiaro, ha fatto un partitone oltre al gol, ma Rachmani proprio su tutti i palloni era il primo,
Mentre Buongiorno, un po' qualche sbavatura, qualche marcatura un po' larga, evidentemente ha sentito la partita, lo dico proprio in reaction, dice stai sentendo la partita, si vedeva che sentiva un pochino l'ambiente Toro, e quindi qualche palla, qualche occasione, il Torino, quella di Cocu è clamorosa, perché là lui si inginocchia, poi non lo so se c'era un fuorigioco millimetrico, però l'occasione di Cocu è clamorosa, l'occasione che Adams, quando mette quel cross al centro, di testa la mette fuori, insomma qualche occasione il Toro l'ha avuto, quindi non siamo solidi, cioè siamo solidi ma non siamo impermeabili, che non creiamo, che non lasciamo niente agli avversari, qualcosa la lasciamo, però siamo un avversario credibile. Ecco, ritornando alla credibilità dell'allenatore e della squadra, l'anno scorso il Napoli aveva dimostrato, dice, chiunque arriva può fare delle cose e può portarsi un risultato a casa. Oggi cosa rappresenta il Napoli? Rappresenta una squadra ostica, una squadra tosta, una squadra che prima di scardinare ti fa spendere tante energie, e stiamo là anche abbastanza comodi dietro la palla, accettiamo questa cosa, questa è una cosa che si sviluppa e si crea questa cosa, e poi devi stare attento perché comunque abbiamo delle possibilità davanti, con Kvara, con gli inserimenti di McTominay, Politano se è in giornata, Lukaku ha fatto una buona partita oggi nel duello con Coco, metà e metà, delle volte ha avuto la meglio Coco, delle volte ha avuto la meglio lui, quindi la Coco esattamente, quindi sì, credibili, siamo ritornati a essere credibili ed era la cosa secondo me più importante. Sto andando un pochino lungo con le risposte, vado più veloce per cercare di prendere più messaggi possibili. Io noto che quando giocano contro noi sembrano tutti allucinati, tanto si danno da fare, per carità è giusto così, ma contro le altre perché dormono? Mario, le devi vedere però le altre partite, alle volte ho anche io questa sensazione, ma è forse anche perché noi siamo tifosi del Napoli e vediamo gli avversari assatanati. Vincere contro la prima in classifica fa piacere a tutti, ti svolta la stagione, ti permette poi di dire in conferenza la prossima volta, dici però col Napoli abbiamo fatto, anche quando stecchi la prossima, la seguente, quindi un pochino qualcosa in più lo daranno contro di noi, però in generale se vai a vedere gli altri tifosi dicono lo stesso di tutte le partite, quindi non proprio solo contro di noi, lo fanno contro tutti, no, non tutte le squadre lo fanno contro tutti, ci sono delle partite dove ci sono avversari più morbidi che dicono oggi è inutile che ci spezziamo le reni perché questa partita non è qua che dobbiamo fare i punti, questo è vero. Coco è crollato sulla palla, ma pare che abbia avuto un'emozione troppo forte di fronte a Partenope. Valerio, grazie per il servizio. Posso dovere, dopo il caso di Bove mi si è creato un vuoto? Assolutamente, Alessandro, come te altri sono passati, potete passare, lasciare un like, lasciate un like di supporto sulla reaction che è divertente e potete tranquillamente prendervi la giornata libera, lo capisco, figuratevi. Chi invece vuole distrarsi, vuole continuare a parlare di calcio, è successo anche un'altra cosa importante, che la Lazio finalmente ha lasciato qualche punto per strada, perché quando sono troppe squadre facciamo sempre il caso della Roma che deve recuperare dei punti eccetera eccetera, la Lazio inciampa, la Roma ne approfitta, ne può pure approfittare, fa inciampare l'Atalanta, nel frattempo il Napoli no, il Milan no, vedete quante sono quando sono troppe squadre. Quindi se il Napoli si mette là e mantiene una certa continuità, e indietro possono inciampare a turno senza fare dei crolli, ma questo significa avere la classifica così corta, quindi deve arrivare prima o poi, deve capitare anche a noi per esempio è capitato con l'Atalanta, possiamo metterla lì giù così. Che dobbiamo fare? Hai ragione, che cos'è? Lo lanciamo a video. Beh, se io premo L non esce, perché l'avevo organizzato che se premevo L invece no, devo fare così. Sono pochi, usciamo il pollicione ma leggiamo anche ascoltiamo dei vocali. Oggi il fantacalcio proprio malissimo, mi è andato male penso su tutti e tre i fantacalcio, proprio non ne ho beccata una. Però i vocali che stanno qua, c'è il vocale lungo, magari ce lo togliamo da mezzo Fabio, ascoltiamo anche Conte che ha detto una cosa sul mercato secondo me interessante.
Ascoltiamo. Quando hai la possibilità di chiudere il discorso e rimani sull'1-0, devi essere molto attento al dettaglio, perché una palla ferma, un calcio d'angolo, una punizione. Frase molto spallettiana questa, una pallata, una cosa, se non stai sul 3-0. E la simulazione mia diceva proprio questo, l'ho fatto apposta per spiegare al Napoli che 2-0 comunque non stai tranquillo e bisogna fare il 3-0 per stare tranquilli, oppure essere la squadra di Conte che resiste e non si fa perforare. Vedi, Armando diceva, segnato McTominay su assi di Kvar, ho paura, perché chi non si vede la simulazione gode del percorso solo a metà, perché io già vi dico delle cose, poi fortunatamente non tutto si realizza. Tante situazioni, poi abbiamo visto questo ragazzo che era entrato contro il Monza, che aveva creato un po' di difficoltà, e quindi la lettura era che comunque iniziano a mettersi con due attaccanti, e Vlasic che faceva un po' da attaccante, un po' da trequartista, quindi ci avrebbero creato qualche problemino, e quindi c'è stata voglia da parte mia di essere un po' più tranquillo, e niente, sono contento comunque al di là del risultato della prestazione, perché abbiamo giocato Torino. Non è semplice giocare in questo stadio, in questo ambiente, è molto caldo. Il Torino per me è un'ottima squadra, e il Paolo sta facendo un ottimo lavoro con loro. Fabio, ma si piatta i rumori di forchetta, una buona forchetta. Andiamo avanti. Siamo stati bravi, abbiamo fatto secondo me una buonissima partita. Certo, quando crei un po' di portiere, Milinkovic è stato bravissimo, oggi c'è poco da fare, ha fatto delle parate importanti, e noi siamo stati bravi a gestire anche dei momenti un po' più caldi, e siamo stati bravi a vincere la partita. Jack, sì, ciao mister. Ciao. Avevi chiesto insomma ai tuoi ragazzi di essere più concreti davanti. Oggi, come hai detto te, solo Milinkovic insomma è riuscito a negare il gol. Prima Lukaku, poi Olivera, Simeone, insomma avete avuto 3-4 palle gol che poteva finire anche sì, ma scusami, ma si è staccato praticamente, io non ho ascoltato niente. No, ti stavo dicendo, quello che chiedevi insomma di essere più concreti davanti, più cinici, no? Oggi solo un grandissimo Milinkovic ha negato il risultato che poteva essere più ampio. Però quello che mi ha colpito tanto della vostra partita è stato il secondo tempo, non tanto il primo, ma il secondo tempo avete fatto una partita solida, una partita dove sembrava insomma che il Torino poteva giocare anche fino a domani e non avrebbe segnato, proprio per la solidità che avete avuto. E se questa, ecco, è la caratteristica, veramente poteva giocare fino a domani, proprio con l'imperfetto. Vabbè, ti sta contraddistendo in questo primo scorcio di campionato? Guarda Emanuele, io penso che oggi abbiamo attaccato l'aria in maniera molto, molto cattiva, molto più cattiva rispetto a altre volte. Solamente la bravura di Milinkovic ci ha impedito di fare altri gol, e quindi ho avuto una buonissima risposta, anche perché comunque ci stiamo andando tanto su alcuni aspetti, per cercare proprio di migliorare e di diventare proprio più cattivi sotto porta. Da questo punto di vista sono contento. Poi sai benissimo che le squadre che poi alla fine devono arrivare ad un risultato finale, che può essere l'Europa, che può essere qualsiasi obiettivo. È inevitabile che devi costruire una squadra che sia solida, che sia forte, strutturata, che capisca i momenti, perché durante la partita inevitabili sono sempre dei momenti un po'. Devi costruire una squadra. Allora, questo è un passaggio, questa è l'intervista. Io ho ascoltato la conferenza. In conferenza Conte fa un passaggio pazzesco, è incredibile, parla veramente sempre di mercato, è ossessionato dal migliorare la squadra e dal poter probabilmente anche migliorare quella che è la panchina. Ad un certo punto Conte dice proprio: il presidente lo deve sapere, questa squadra va rinforzata. Caspita, è veramente, questa poi ti dà quella sensazione di avere una garanzia che uno che è veramente ossessionato nel migliorare, nel crescere, nell'avere più cartucce da sparare. Signori, oggi con Mazzocchi infortunato, se lui deve fare il cambio quando sei in vantaggio, che è un cambio conservativo, ci mette dentro Spinazzola, poi tipo vuoi stare ancora aspettando a Neres a Fosse Politane? No, al massimo potevate sperare in un Gonghe che fa quel lavoro magari a metà, ma comunque è troppo farfallino.
ci mette proprio un terzino lì e passa a 5 in difesa, quindi 5-4-1, spostando insomma Anguissà quasi alla destra e Kvara alla sinistra, che poi può dare una mano. Toglie Kvara, mette Neres, solo in quel caso mette Neres, e quindi la richiesta di Conte è quella di col mercato migliorare la squadra, perché dice, lo ripete spesso, dice quando noi teniamo questa squadra perché non stiamo in Europa, ma le altre sono più attrezzate perché devono fare le coppe, eccetera eccetera. Quindi è come se fosse terrorizzato, perché questo lo sappiamo di Conte, no? Che il doppio impegno alle volte lo imbarazza, è come se fosse terrorizzato dall'idea poi veramente ci andiamo subito in Champions per forza. Quindi il mercato, bisogna migliorare la squadra, perché se ti guardi in panchi ci sono dei giocatori che ti possono dare una mano, ma forse non ci sono i giocatori tosti, conservativi quando devi mantenere il risultato che vorrebbe Conte, e quindi stiamo facendo di necessità virtù. Vedi, si gira e vede Folorush, Mazzocchi, Spinazzola, Zerbi, hai capito? È così. Ma adesso sta inserendo Folorush un pochino nelle turnazioni, che viene ad essere proprio l'alter ego di Anguissà, e quindi ci siamo. Bravo Alessandro, stavo pensando, mi dici ma sta Alessandro con l'hashtag da 90, è un colpo da 90 Alessandro, bravo, grazie. Tra l'altro la classifica scotta, un abbraccio a Bove, bravo Meo, bravo Fabio che me l'hai segnalato. E quindi sì, un abbraccio ad Alessandro e un abbraccione anche a Emanuele. Passo al volo per un rec di corsa, grazie mille ragazzi. Questa è la mia community, che a prescindere se uno magari c'ha il che fare, uno deve fare delle cose, oppure uno non c'ha voglia, perché può essere pure che uno non c'ha voglia, oggi non tenga voglia di vedermi il video, di farmi la live, si passa, si lascia un like e si passa e si va avanti, e ci vediamo domani per la prossima cosa. È veramente, è amicizia. Il messaggio di Danilo, siamo più solidi mentalmente, me l'ero perso. Allora bravo anche Danilo, che Danilo me l'ero perso. Esatto, Mazzocchi non c'era perché era infortunato, e quindi lui si affida a Spinazzola, quindi quando toglie Politano mette comunque un terzino, se sta in vantaggio mette un terzino, se invece devi ancora recuperare la partita possiamo pensare a Ngonghe, possiamo pensare a Raspadori, possiamo pensare a Simeone insieme, magari a Lukaku, te la puoi giostrare in un certo modo, altrimenti ragazzi Conte ce l'ha spiegato, ce lo ha detto anche chiaramente, così è, dobbiamo accettarlo, e quindi va bene così. Ecco Danilo, me l'ero perso il messaggio, ma Fabio è in unstoppable. Quindi se a destra mettiamo un terzino in più, a sinistra ci serve sempre un Olivera al top. Esatto, Phoenix, nel senso che li devi alternare, non hai sempre l'accoppiata, se aggiungi là, però in questo momento metti Spinazzola di là perché non hai Mazzocchi, e non insieme, non succede insieme che devi utilizzare Mazzocchi, altrimenti devi pensare che hai Zerbin in caso di Olivera è in questo momento inamovibile lì e sta facendo una partita. Olivera ha fatto una partita forse un po' meno delle altre volte, però anche lui il colpo di testa che ha fatto in inserimento, cose adorabili, quello è andato quasi vicino al 2-0, quindi molto bene. Devo scappare, ma ti recupero in nottato. Un bacio. Come posso contattarti per entrare nel gruppo abbonati? Pask, bravo, mi fa piacere che ho beccato sto messaggio. Scrivimi un messaggio @ValerioFluido su Instagram o @AzzurroFluido, un messaggio privato in uno dei social, su X, su Instagram o addirittura direttamente su Telegram, e io lì ti vedo che sei abbonato, ti chiedo qual è il tuo username su YouTube e ti aggiungo subito. E c'è anche Polly che era mancata con un'altra live, e quindi ci siamo. Valeria, quindi grazie Valera per Valeria, brava Polly. Valeria, grazie anche da parte mia. Quel tacco di Lukaku grida ancora vendetta, forse la parata più difficile tra quelle di Savic, finalmente un arbitro che ammonisce i calci su Kvara, ma sbaglio, manca un rigore. Brava Valeria che mi dai la possibilità di dire questa cosa, perché nella reaction io mi sono fatto afferrare abbastanza per pazzo, perché si vede proprio che lo prende col gomito, non è spalle, è proprio gomito.
però in effetti non fa il movimento col gomito che esce, resta attaccato al corpo e fa così, quindi anche se non ce lo può tagliare, quindi la palla gli sbatte qua, ma sta attaccato e quindi sì, ci sta non darlo quel rigore. Anche Buongiorno, avete visto, VAR chiedere, però lo vedete che non è che protesta come un pazzo, sarebbe stato anche poco carino protestare contro la sua squadra come un pazzo, come si fa di solito, e invece con molta calma ha chiesto il rigore. Io ero sorpresissimo, ma rivedendolo effettivamente così. E la parata di Savic su Lukaku era difficile perché era un po' decentrato, il tacco risulta un po' centrale, come anche il colpo di testa di Kvara, devo dire la verità, e come anche credo il colpo di testa di Olivera, tutte conclusioni un po' centrali, però difficili per un portiere così alto, perché si deve abbassare, e poi soprattutto quando la prendi col tacco non sai mai, è come la rovesciata, non puoi aspettarti mai qual è la direzione, è una situazione di gioco difficile per i portieri, e lui va a terra molto velocemente, quindi è un paratone, e quindi fa piacere poter parlare di un portiere protagonista quando comunque ti sei portati 3 punti a casa. Era, diciamo, rigorino, la palla cambia sul gomito, oggi l'arbitro è stato professionale e puntuale con i gialli, nulla da dire. Sì, c'è stato, penso, solo un fallo chiamato a Lukaku al contrario, cioè che si vedeva che proprio lo abbracciano, lo strattonano, e a un certo punto dà fallo al Torino e Lukaku guarda, dice ma è pago, così, solo quello, ma poi per il resto poca roba. Quello su Olivera è stata la più difficile, pure secondo me quella là non facile. Lorenzo assolutamente no. Aspetta, Lorenzo assolutamente no, non so che cosa, se stai rispondendo a qualcuno. Gol di Neres in fuorigioco, onestamente non ho rivisto, che mi stavo ancora disperando, cioè stavo ancora esultando al gol di Neres, e mi dicono millimetrico, quindi ci vogliamo fidare di quello che ci hanno detto, altrimenti così. Claudia, arrivo in ritardo, il che fare vedo Vale, vado, immagino. Claudia, grazie mille per il vostro supporto, amici e amiche belline. Buongiorno, ha fatto la sua peggior prestazione, sentiva la partita. Sì, Valentina, è quello che ho detto anche in reaction, ha sentito la partita, era emozionato, troppo tempo, cioè cresciuto col Toro, veramente una partita particolare per lui. Peggiore partita non lo so, qualche sbavatura sicuramente sì, sbavature che ha fatto anche altre volte, se noi andiamo a scavare nella memoria, ma non abbiamo pagato per quelle sbavature di Buongiorno così. Alle volte devi essere anche fortunato, Buongiorno è proprio bravo, mettiamo le cose in chiaro, però è anche un giocatore fortunato, nel senso che se poi capita un errore, una sbavatura e non la paghi, è un errore che passa in cavalleria e ti restano poi in testa le immagini di quando lui blocca tutto, spazza o non si fa superare in dribbling, che è una sua caratteristica. Quindi è anche buono avere anche questa caratteristica da parte di Buongiorno. Antonio, buonasera, ma Milinkovic è in vendita, no? Perché quando vede il Napoli diventa un fenomeno. Esatto, allora forse è anche per questo che io ho una buona idea di Milinkovic, perché forse con noi ha sempre giocato bene, e quindi io ho nella memoria le immagini di grandi parate, di grandi interventi, di grande personalità, di un grande rilancio. A me è sempre piaciuto Milinkovic-Savic, e quindi mi risultava strano quando leggevo critiche feroci al ragazzo, ma evidentemente con noi caccia una scienza particolare. Va bene. C'è anche Rachmani che è altrettanto attento. Sì, no, Rachmani oggi per me è superiore. Io sono stato confortato dal voto di Sofascore dopo aver detto al gruppo Telegram che il migliore per me era Rachmani. Risulta Rachmani 8. Rachmani che non fa assist, che non fa tiri in porta, che non fa gol. 8 vuol dire che hai proprio annullato gli avversari, che hai vinto i duelli, hai vinto tutti i duelli aerei,
non ti sei stato superato, hai messo una pezza quando la doveva mettere, vedevo visto quante volte è entrato in scivolata sicuro, oggi è stato un baluardo. Sprazzi di Vero Kvara, oggi sto messaggio mi fa un po' male, Cristian, perché è come sottintendere che invece con le altre partite non abbiamo visto il Vero Kvara. Per me lo stiamo vedendo comunque e non mi aspetto un gol e un assist a partita, mi aspetto che sia un pericolo per le difese avversarie e quando prende palla tutto diventa elettrico, perché può succedere qualsiasi cosa, lo devi andare a raddoppiare, qualcuno finisce per rimanere libero e se arriva la palla là. Bello il gol di McTominay, sapete perché? Perché è stato un po' più spallettiano, se mi è concesso dirlo. Anghissà che finisce a sinistra, quindi a creare più densità in una sola zona. Anche Oliveira aveva continuato una sovrapposizione interna, poi si giostra con McTominay come se fosse lo Zielinski dell'epoca e quindi tanti uomini in una zona con la conclusione. Mi è venuto da dire gol spallettiano, con grande rispetto che abbiamo per Conte, perché è un gol contiano, se Conte in panchina, però mi ha dato quella sensazione di quando il Napoli attaccava con tanti uomini, non era sporadico, è una costruzione che il Napoli piano piano, questo è il percorso di crescita, questi sono i famosi margini di miglioramento di cui parlavamo, arrivavano delle vittorie, dei risultati un po' striminziti, con qualche rischio di troppo, ecco con la Roma invece abbiamo visto attack momentum gigante, grande più possesso palla che sta facendo il Napoli, saper sfruttare i momenti di difficoltà dell'avversario invece di focalizzarsi sui punti di forza dell'avversario. Lo abbiamo fatto bene con la Roma, lo abbiamo fatto bene con il Torino. Quindi questi sono i momenti di miglioramento. Conte lo vedo soddisfatto del lavoro fatto, gli ha chiesto delle cose e lo ha rivisto nel campo. Quindi bene, non mi sentirei di lamentarmi. Alla grande. Buonasera, Olivera sempre sul pezzo. Lello da Modena, grazie Lello. Sì, l'unica cosa che non mi è piaciuto di Olivera è qualche rinvio di testa poi al limite dell'area, dove là è pericoloso che arrivano i centrocampisti di tutta carrera, e lì un pochino così, però sta continuando a dare una mano, qualche anticipo importante sul pezzo, non è distratto, non fa errori, e poi ce lo siamo ritrovati a riempire l'area quelle 2 o 3 volte, il che lo rende ancora più importante. Mi sa che devo ringraziare Valentino, fammi vedere. 580 milioni a Conte non basterebbero. No, caro Valentino, perché parla di mercato in continuazione e adesso è come se non vedesse l'ora di dire oi ti ho portato in Europa, adesso però mettere mano come se il Napoli non avesse speso. Il Napoli ha speso tanto, poi non siamo andati sottosopra col bilancio, perché avete visto che se vai a vedere il bilancio in attivo negli ultimi 2 anni comunque il Napoli era sempre in attivo, quindi avevamo delle riserve. La famosa storia non è uscito pazzo il padrone che improvvisamente ha speso senza guadagnare, così è semplicemente la tempistica. Col bilancio ti trovavi che potevi fare queste spese, non c'è niente di assurdo che dici mamma mia è arrivato Conte, no, era obbligatorio farlo. Poi quello che Conte ti fa fare è che ti fa prendere un Lukaku, che probabilmente un Napoli non avrebbe mai preso. Il Napoli avrebbe speso anche più di 30, magari anche 40, ma per un Jonathan David. Mentre Conte ti dice no, prendimi a uno che io conosco, perché qua vuoi andare in Champions o no? Ok, se vuoi andare in Champions ci vogliono un paio della Premier League, che in Italia un paio della Premier League fanno la differenza, prendimi a quello là, poi prendimi un altro driblomane perché si cavare sul contratto eccetera eccetera, prendimi un altro che dribbla e vediamo, che poi Politano, poi vediamo. Politano è diventato terzino. Tutto si poteva fare, no, quindi abbiamo cominciato a mettere dei tasselli, ma Conte non vede l'ora di rimpinguare e di aumentare la panchina, perché poi una volta che vai in Europa lui ti dirà, e ci sta preparando a tutto questo, dice sì, ma io mo c'ho il doppio impegno, come vogliamo, perché una cosa che si può dire a Conte, dice ma con i cambi
arriviamo sempre 75 Spina, solamente Spina, all'80esimo Neres al posto di Kvara, poi all'87esimo ne mettiamo altri 2 per pochi minuti. E Conte ti può rispondere: oh, io questi c'ho e non mi fido di cambiare l'equilibrio di squadra per far giocare altri. E quindi quando si va in Europa la squadra dovrà essere migliorata, altrimenti Conte piglia e se ne va, e prende e se ne va. Allora, oggi ero stadio, ti ho mandato video di Lobo, bravissimo, meritano della sicurezza. Lobo lo rimprovera spesso, tra l'altro il Milan sta giocando come noi, dove Musa va a fare il compito di Poli, Fonseca studia. Vero che Fonseca studia, assolutamente. L'ho visto questo video, amico mio, ed è un video bellissimo perché è una Lobotka cam. E ragazzi, non pensate al calcetto. Se avete giocato a calciotto almeno una volta nella vita, vi siete resi conto che chi sta a centrocampo deve fare un lavoro pazzesco. Basta passare a calciotto, che si allarga un pochino il campo, devi fare un lavoro pazzesco. E quello che non si vede sono i movimenti che fa Lobotka quando non ha il pallone, perché tu Lobotka lo vedi quando prendi il pallone, lo smista, lo protegge, lo dà di prima, lo fa viaggiare veloce, ma quello che non vedi sono i vari movimenti che fa per dare una soluzione al compagno, per mettersi a schermo, per bloccare una linea di passaggio. Ti fa tutti dei movimenti così a fiore, cioè va sopra, ve la devo fare, vi devo fare un approfondimento su questa cosa. Non lo so se posso utilizzare questo video o mi bloccano, però video da stadio magari ce la possiamo fare. Fa dei movimenti importantissimi, quindi la Lobotka cam, e vi rendete conto di quanto è un giocatore fondamentale Lobotka per quello che fa quando non ha la palla, una roba veramente goduriosa, bellissimo. Ero allo stadio, anche lui, Napoli solito, Scott devastante, Politano a tutto campo. Giuseppe, lo sappiamo, mamma mia, hai fatto una sorta di cronaca, ma lo sapevano tutti, ne abbiamo parlato all'inizio, lo sappiamo, partita sospesa, la Lobocam. Come sta il ragazzo? Ci dicono che sia fuori pericolo e questo è l'importante. Poi solo 352 like. Tra l'altro 352 non è il modulo di Conte e quindi ci fermiamo e andiamo ad ascoltare un altro vocale. Tanto le parole di Conte sono le stesse che vi dico io, inutile. Ciao a tutti, allora, partita tosta, come ha detto Valerio, giustamente ti stiamo dando fastidio e va bene così, 1-0 vincere così, va bene anche così, importante anche vincere, soprattutto. Avremmo potuto fare anche il secondo gol se non fosse stata per la prestazione ottima sia di Milinkovic-Savic che di Lukaku, che hanno parato di tutto. Ottima prestazione di Rachmani, che mangia il pollo con le mani. Però vabbè, è una cosa mia personale, non mi piace ovviamente chiudermi in difesa in questo modo. Avremmo potuto subire gol, Coco avrebbe potuto segnare, certo. Un altro giocatore l'avrebbe messa dentro tranquillamente, e noi siamo abituati anche alle siringhe di questo tipo, molte siringhe di questo tipo. Ci è andata bene, va bene così, fin quando ci va bene siamo tutti contenti. Ottima prestazione, come ho detto, di Rachmani, Olivera, anche Kvara, McTominay ovviamente sempre presente. Questa partita diciamo non ha calato di un secondo, e Buongiorno un po' sottotono, però va bene, dai, basta riprendersi. Adesso testa la Lazio, che oddio, ho un po' paura, però testa la Lazio, dai. Ciao Vale, ciao amici bellini. Innanzitutto vorrei fare una premessa, ovviamente. Aspetta un attimo Francesco, proprio prendo un messaggio tuo, dove attualmente si trova in sedazione farmacologica, ricoverato in terapia intensiva, fonte Twitter Fiorentina. Quello che è successo a Firenze in Fiorentina Inter con il malore di Edoardo Bove pare che abbia ripreso conoscenza e speriamo che si riprenda e di poterlo vedere il più presto in campo, partita che ovviamente è stata rinviata come è giusto che sia.
Parlando invece di campo, di Torino-Napoli, gran bella partita che dovevamo chiudere, secondo me, realmente questa volta dovevamo essere molto più cinici, con un 1,44 di XG per il Napoli, il Torino 0,26 non ha fatto praticamente nulla dentro il secondo tempo, male Buongiorno, si è perso Adams all'inizio del primo tempo, si è perso qualche marcatura, qualche passaggio a vuoto, poco preciso, anche se comunque io vorrei far risaltare in questa partita non tanto per esempio giocatori come Rachmani e McTominay, ma un giocatore che non volevo quest'estate insieme ad esempio a Fabio Versatile, che veramente ripugnavo, per Lukaku che è già dalla partita contro la Roma è davvero in crescendo, secondo me sta crescendo un bel po'. Ciao amici bellini. Vero, è importante sottolineare la partita di Lukaku perché sta sempre sotto i riflettori e comunque il peso dell'attacco, anche perché sia a Kvara che a Politano gli si chiede di partire da molto dietro, non è facile. Nel parlare di questo e del parlare di un possibile suo sostituto di cui si parla spesso, sapete, io finché poi non ho notizie pregnanti di mercato non ne parlo, però guardate cosa fa Bonni al terzo gol del Parma. Vi dico solo questo, se non avete visto andatevi a vedere gli highlights e Bonni fa una cosa proprio alla Lukaku Prime, è il Lukaku però più svelto, più fresco, con meno anni sulle spalle, con la stessa fisicità, forse con lo stesso tipo di approcciare il ruolo, e fa una cosa bellissima sul gol di Del Prato. E Bonni la vedo molto plausibile come cosa, cioè se il Napoli ci ha messo gli occhi addosso è perché evidentemente Conte intravede in Bonni le caratteristiche simili a quelle di Lukaku. Simeone sta facendo secondo me sta facendo il non plus ultra con i pochi minuti a disposizione, che comunque entra sempre sul pezzo, non entra mai scocciato, svogliato, entra sempre che aggredisce tutti gli avversari, si ritaglia delle occasioni possibili così, però è chiaro che ti serve uno magari anche più giovane che può mantenere il peso dell'attacco da solo per come vuole giocare Conte. Simeone è più di profondità e meno di mantenersi il difensore. Andatevi a vedere il gol del Parma. A me il gol di Scott mi ha ricordato un gol di Zielinski in Champions League, ma quello di Scott è stato più difficile perché il pallone gli è arrivato un po' strano, è vero, gli arriva un po' dietro, lui fa un controllo col sinistro e poi esplode subito il sinistro dopo aver toccato il pallone, ed era anche molto defilato. Se andate a vedere, il pallone va sul primo palo ma era molto defilato, se vedete l'inquadratura dall'alto. Non è assolutamente un gol banale, veramente sì. E come non l'ho visto, Dario, ha fatto una roba bellissima. Vatti a vedere la reaction, andatevi a vedere la reaction perché impazzisco all'occasione di Simeone, perché fa controllo, palleggio, sombrero, tiro al volo, poi la parata, veramente ha fatto una cosa incredibile, in mezzo secondo si è girato, veramente troppo forte. Allora, se Bonni è uscito all'intervallo vuol dire che ho visto un altro che gli somigliava e chiedo scusa, fatemi controllare perché può essere il Parma. Io poi ho visto solamente l'highlights, visto che stavano ancora giocando. Fatemi vedere perché non voglio dirvi stupidaggini. Era Charpentier, bravissimo, bravo Matteo, Charpentier, e quindi ha fatto una cosa alla Lukaku Prime. Napoli su Charpentier. Bonni è un pochino troppo costoso, tante altre squadre di Bundesliga hanno messo gli occhi su Bonni, il Napoli vira su Charpentier. Fidatevi di me, delle mie notizie di mercato, e ha intravisto le stesse caratteristiche, andate a vedere. Allora, Kriston, how long I was no listening you, my brother, how are you, my friend? I'm very good, thank you so much. Io contro la Lazio in Coppa Italia metterei Simeone, se lo merita, anche se Lukaku non ha giocato male, ma si devono dare il cambio prima. Ci sta come idea, caro Dario. Io non voglio che poi arriviamo e la Coppa Italia la utilizziamo per fare il turnover massiccio. Qualche pedina, una per reparto, per esempio, mi piace l'idea di una pedina per reparto. Potresti far giocare Spinazzola, potresti far rifiatare un attimo Olivera, Olivera per esempio sta in sovrappiù perché i viaggi, tutte le fatiche di nazionali. Chiedo Spinazzola all'inizio con la Lazio. Potresti, non dico far riposare Lobotka perché è troppo importante, ma potresti dare un turno a McTominay.
Lo so, è difficile, ma se metti Anghissà e Follow, Anghissà gli sta dando dei minuti, gli sta regalando dei minuti di riposo nel finalissimo. Potresti mettere Foloruscio al posto di McTominay. Ascoltatemi bene, Conte, ascoltami bene. Foloruscio è uno che, se non gli fai fare il lavoro di Anghissà, può fare il lavoro di McTominay perché ha il gol, ha la propensione offensiva, così. E in attacco metti Neres, metti Ngonghe, quindi Neres, Ngonghe e poi le cambi tutti. Però Neres è il potenziale titolare. Neres, Simeone, Ngonghe non è male. Fai riposare Kvara, fai riposare Politano e uno per reparto senza poi stravolgere tutto, perché non voglio che la Coppa Italia venga presa sotto campo, ma non voglio nemmeno che i giocatori poi vadano a rischio infortuni, così. Quindi ragionato, bello sistemato, non esagerato. Secondo me sarebbe da fare. Sarebbe da fare. Tanto Nuno Tavares non c'è, punto di forza della Lazio. Io cambierei 11 undicesimi. Vabbè, ma tu sei pazzo. Per non dare indicazione alla partita successiva di campionato. Capisco l'idea, ma le indicazioni gli allenatori le sanno già. È chiaro a noi come gioca Conte, figurati se non è chiaro a Baroni e al suo staff. Si sa che la partita che farà il Napoli con la Lazio quale sarà, quindi anche se mischi le carte poi dopo ti rimetti in gioco in campionato e lo sanno già cosa farà, quindi non si può fare. E salta Rovella, altro giocatore che a me piace tantissimo e che è squalificato, sarà squalificato, quindi questa è un'assenza pesante secondo me per la Lazio, perché sta girando intorno a Rovella la squadra, con tutto il bene per la Coppa Italia, ma la Serie A è più importante. Ma non me ne frega niente che la Serie A sia più importante, la Champions è più importante della Serie A, il Mondiale del Club è meno importante della Coppa Italia. Io voglio vincere tutto, devi creare la mentalità vincente. Dario, non mi fare incazzare, poi mi faccio rispostare capo. Non esiste il discorso questo è più importante di questo, quindi esco volentieri dalla Coppa Italia perché non me ne frega. Questa è la mentalità sbagliata che dobbiamo scordarci. Dobbiamo vincere tu. Col Modena stavamo scendendo, tragedia. Cosa succede? Pericolo, paura. Col Verona perdimmo 3-0. Col Palermo ti dai quella cosa così e quindi prendi più consapevolezza. Le coppe servono per creare consapevolezza, per dare merito al gruppo che lavora tutta la settimana e non ha sfizio di giocare. Ma io non mi fai incazzare con questo fatto di uscire, quello è più importante, quello è meno importante. Tutte le partite sono importanti, le amichevoli con la Juve e Stabia sono importanti, bisogna portarle a casa al massimo della possibilità. Mi facite incazzare proprio assai, ma proprio assai. Quanto è importante? Chiedere quanto è importante. Bravo. Tuo nome, due per reparto. Due per reparto te li ho quasi detti io, perché addirittura ne ho cambiati 3 in attacco, uno a centrocampo, per non potresti azzardare il doppio play, ma la Lazio è forte, la Lazio non è Palermo, e uno almeno in difesa, perché non voglio vedere Rafa Marin, non voglio vedere Juan Jesus e Di Lorenzo non lo togli, e quindi uno in difesa. Ma non mi dice che quello non è importante, la Coppa Italia non è importante, la Serie A è importante, perché mi arrabbio e non mi dovete far arrabbiare. Quanto è bello Oriali, quanto è bello Oriali, qua mi fate tornare calma, hai ragione. Il sunto è facile, Caprile, perché devi dare sfogo anche a Caprile, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno Spinazzola, Anghissà, Lobotka, Foloruscio, Ngonghe, Simeone e Neres. Poi li fai alternare, Ngonghe a sinistra, Neres a destra, così diamo lo sfizio anche a Neres di giocare così, perché Lukaku un po' deve riposare, perché Kvara un po' deve riposare, perché lo stesso McTominay un po' deve riposare. Raspadori, gli vorrei dare un po' di spazio a Raspadori, però non lo metto prima punta. Se non cambi modulo, non lo voglio mettere mezzala, perché si abbassa da McTominay a Raspadori, abbassiamo troppo la fisicità della squadra. Un po' di spazio, ecco, lo tengo presente. Se devo poi cambiare la partita in corso, magari lo tengo presente prima di un Politano. Ecco,
che deve entrare così e lo metti dopo, però non lo metterei nell'inizio, lo so, e poi il povero Raspadori mi facete sentire male, però è il bene della squadra prima del bene del singolo, dai. Io farei questo nel capitolo di Lorenzo, Marin, Matt Pau, vabbè, Spinazzola, chissà, Gilmour, Folorush, sì, va bene, Neres, Raspadori in gong. Sì, ci può stare come discorso di dare un pochino di spazio a tutti, però un po' troppo, così mi sembrerebbe un po' troppo. My like, perché non vedo i like. Ci sono altri vocali che devo ascoltare, non vedo i like. Datemi like, che erano i like a 352, non esiste proprio. Almeno dobbiamo passare al 433 come like. Vai. Dove sta? Ciao Vale, ciao amici bellini. No. Innanzitutto vorrei fare una premessa. Hai parlato di Lukaku, esatto, l'abbiamo visto. Raffa. Ciao Vale, ciao amici bellini. Prima cosa un grande abbraccio a Bove. Sì. E speriamo che tutto si risolva per il meglio. Partita un 1-0 diverso, abbiamo attaccato di più e rischiato qualcosina in più, almeno la sensazione è questa. Volevo chiederti anche una tua lettura sul perché ci abbassiamo così tanto dopo aver segnato. Secondo me è un po' conseguenza del fatto di non avere veri interditori in campo e allo stesso momento di non avere un grande possesso palla, quindi subiamo troppo il baricentro della squadra avversaria. Poi quanto sono più forti le altre squadre più rischiamo. Bella. Ciao, Vale. Ciao Raffa, aspetta Nick, è una bella domanda e lo sai che non hai torto, nel senso che noi non abbiamo, cioè quello forte fisicamente è Anghissà, ma Anghissà è un giocatore di palleggio, un giocatore tecnico, non è un giocatore all'Allan che morde le caviglie, che rincorre l'avversario, un giocatore che ti dà fastidio sicuramente, ma è un giocatore tecnico fondamentalmente. McTominay è un giocatore di finalizzazione, poi te lo ritrovi a fare tanta legna, la sua presenza fisica si sente, però non siamo una squadra che va di rottura, sai, invasori e aggressori che ti vanno a prendere il pallone in alto. Secondo me Conte ha capito che questa cosa qua non la facciamo ancora bene di squadra e quindi decide un pochino, è la squadra avversaria che deve ribaltare il risultato, quindi prendono di più il pallone, attaccano più alti e quindi ti costringono a stare un po' più sotto palla. Un po' secondo me il Napoli lo fa perché Conte dice io non posso rischiare di prendere l'imbucata, preferisco che vengano a sbattere contro il muro, se rimaniamo belli precisi con le distanze giuste non ci perforano, e quindi crescendo anche questa fiducia all'interno del gruppo dice se noi stiamo là stiamo comodi. Ricordate la squadra che difende comoda, no? La Juventus li fai arrivare in aria sono tranquilli anche se li attacchi. Credo che Conte stia puntando a sviluppare questo tipo di mentalità. Non sempre ti va bene, perché poi se poi ti porti in aria alcune squadre te lo fanno il gol, però col Torino insomma sono stati loro poco precisi, ci sono state delle situazioni, ma non è che Meret ha dovuto fare grandi parate, sono state loro. 405 like che possono migliorare, in quanto laziale, è vero, questo è Cuore Lazio, magari anche lui potrebbe sentire troppo la partita, mi state convincendo a non mettere Folorush, a quel punto si potrebbe giocare una chance Raspadori da mezzala, da sottopunta, insomma, vedete come la volete leggere. Va bene, se degli ultimi 10 anni potessi prendere 3 giocatori non attaccanti, chi prenderesti? Degli ultimi 10 anni di Napoli? Andre, se intendi gli ultimi 10 anni di Napoli, chi prenderesti? Mi sembra Mertens senza dubbio. Non posso non prendermi Hamsik, e visto che lì la cosa mo lo sta facendo un grande lavoro Politano, però uno come Callecon veramente è imparabile, è impagabile per quello che faceva Callecon nel prime, perché oltre ad avere tutto quel lavoro tattico
che faceva l'ala col piede suo senza essere a piede invertito, però faceva anche gol e ti creava un equilibrio pazzesco. Secondo me un giocatore abbastanza sottovalutato. Quindi se parliamo dei giocatori nostri, poi ce ne sono altri che comunque mi piacciono. Come faccio a non dirti Ghulam sulla sinistra? Come faccio a non mettere Ghulam? Perché Ghulam rappresenta proprio quel cursore, poi ti fa cambiare. Sarri diceva Ghulam è un sistema di gioco. Avere Ghulam significa avere un sistema di gioco in più, e quindi quello altro che 3-5-2 con le fasce che vanno. Ghulam prima di tutto, poi Mertens per amore, poi Lavezzi, Cagliacon per questioni tattiche, il Matador, lo so, è chiaro. Io ci pensavo un paio di giorni fa, vedendo la stitichezza della Juve, ho pensato una squadra che solida, che però non riesce a segnare, i problemi di Vlahovic, problemi di defezioni, se tu metti un Cavani in questa Juve, un Cavani dell'epoca ovviamente, sarebbero veramente temibili. E poi ho pensato, ma se tu metti un Cavani dell'epoca in qualunque squadra sarebbe titolare inamovibile e farebbe degli sfraceli. Io non lo so come non abbiamo fatto meglio in quel periodo, cioè lo so, in realtà lo so, però è stato un onore avere Cavani con noi quei 3 anni, una roba indescrivibile. Higuaín non lo buttiamo, sicuramente non lo buttiamo, giocatore di grande classe, il famoso 9 con i piedi del 10, va benissimo, però nel computo di quelli che poi sono degli animali da campo, e Cavani si fa preferire perché poi era famelico. Higuaín avrebbe potuto fare una carriera ancora superiore, però l'abbiamo visto, è andato scemando quasi di sua spontanea volontà, si vedeva, ne ha neanche parlato nelle interviste, si vedeva che non aveva un fuoco sacro che gli faceva fare quelle partite così, era estro, era tecnica, era anche genialità delle volte, ma non c'aveva quel fuoco sacro. A me adesso mi serve il fuoco sacro, il fuoco che ho visto in Osimhen e che poi non aveva più per noi, e quel fuoco là ti fa vincere poi i campionati nei momenti cruciali. Quindi sì, dico Cavani. Dico Cavani. Ma aveva chiesto 3 che non fosse... avevo detto no. Ok, allora Ghulam, Mertens non è un attaccante, cioè lo è, ma può fare qualsiasi cosa, e Hamsik, e poi così. Meret per Ospina, grandissimo portiere, forse il migliore, è quello che io ho messo nell'era De Laurentiis tra i migliori. Mettete Atomica, o meglio Aronica, Cannavaro e Campagnaro su Mbappé, e questo non tocca il pallone. Tutti quelli che lasciavano il Napoli non hanno fatto bene. Non è mica vero, caro Navaco, non è vero, non tutti, non è vero. C'è gente che ha lasciato il Napoli e ha vinto trofei, pensa a Jorginho, pensa lo stesso Higuaín, è andato alla Juve, ha vinto campionati pure in faccia a noi. Sono molte le cose. Lavezzi si è andato a togliere gli Sfizia perché sono andati al Paris Saint-Germain, sia Lavezzi che Cavani avrebbero potuto fare sicuramente di più, ma non è vero, perché Mertens per esempio è andato a Galatasaray, ha vinto 2 campionati, quindi ci sono tantissimi esempi di giocatori che lasciano Napoli e vanno comunque a continuare la loro carriera o a migliorare, e alcuni no, alcuni a peggiorare, perché nella logica delle cose. Per esempio Koulibaly non è andato bene al Chelsea, tranquillamente, però non è che tutti i giocatori che hanno lasciato il Napoli sono andati male, perché non è così. KK ha fatto il triplete. KK ha fatto il triplete. Koulibaly ha fatto il triplete. Non mi pare. Non lo so come non lo so che Nicola, cosa ti riferisci? Albiol, l'Europa League, sì, ma infatti adesso non mi verranno, ma sicuramente adesso Kim sta facendo di nuovo. Ecco qua, per esempio, su Kim abbiamo avuto racconti discordanti, visto che in pochi guardano poi tutte le partite del Bayern, tutta la partita della Bundesliga.
qualcuno ci ha raccontato è un flop, sta andando malissimo, qualcuno lo vogliono subito vendere così, adesso sta andando di nuovo bene, e qualcuno che invece abita in Germania che me l'ha detto guarda, sono abbastanza soddisfatti di Kim, non hanno assolutamente intenzione di lasciarlo andare. C'è un momento anche di ambientamento che anche lui ha dovuto fare, pensa a uno che Sud Corea, poi dopo dalla Turchia viene a Napoli, diventa quasi napoletano, andiamo, mamma mia, e poi lo sbattono in Germania, lingue che cambiano in testa, mangiare il food diverso. Insomma, date il tempo ai giocatori che sono esseri umani anche di ambientarsi un attimino. Possiamo parlare di vedi per esempio Elmas, che fine ha fatto? Elmas è completamente sparito dai radar perché nell'Ipsia non gioca, ma un Fabian è andato molto a migliorare, è andato nel Paris Saint-Germain. Tutti quelli che dicono il Paris Saint-Germain poi dopo rovina i giocatori, Fabian è cresciuto tantissimo, adesso Fabian è un perno della sua nazionale, quindi non diamo l'assunto, no? L'assunto questo, quando si lasciano per forza tutti così, no, se pigliamo caso per caso vedete che ogni caso è diverso. Grazie, è un po' sempre il mio compleanno, proprio alla grande. Non lo so come sta andando. Allora dice, ho letto un'intervista di Lindstrom, secondo me Lindstrom non sta andando benissimo. Nathan ha alternato alcune buone prestazioni ad altre meno convincenti, e Cajuste credo che stia giocando Cajuste, poi insomma dobbiamo vedere se si salvano, però Lindstrom sta ancora cercando un po' più di minutaggio, così si è fatta un'intervista, dice mi servirebbe, devo fare qualche gol, qualche assist, così resto qua, altrimenti devo tornare là, se poi torno là non gioco qua, insomma non stanno secondo me esplodendo come si sperava, Insomma, Cajuste benino, Nathan bene. Cajuste sta facendo bene, gioca sempre, esatto, quindi avevo visto bene che stava giocando. Nathan, ci sono dei momenti in cui grandi partite sono contentissimi e poi alcuni momenti di blackout, proprio azioni dove dici dove vai Nathan, ma cosa combini, cosa diavolo combini, che poi Nathan va a vuoto. Giocatori da dare a conte fra il mercato invernale e quello estivo. Terzino sinistro Dorgo, difensore centrale Panchinaro, Kivior diventa titolare, fai diventare a Rauchmani, vice Anghissà e vice McTominay. Io prenderei Som del Parma come vice Anghissà, vice McTominay, serve uno pesante perché poi è un ruolo difficile da sostituire perché ti deve garantire quei gol che servono al Napoli. Prenderne anche uno solo a gennaio sarebbe ideale. Andiamo verso i 500 like, mentre dovevo ascoltare Nick. Cibellini, Valerio, un abbraccio enorme prima di cominciare ad Edoardo Bove e alla sua famiglia. Il ragazzo sta bene, è in ripresa e ci siamo un po' tranquillizzati. Passando a noi, un risultato che francamente mi sta stretto. È vero che abbiamo comunque sofferto sia alla fine del primo tempo che anche una buona dose del secondo tempo, ma abbiamo creato tantissimo, 15 tiri in porta, 15 tiri, 6 in porta, tante minacce nella loro area di rigore, una prestazione gigantesca di McTominay, di Lobotka, di Olivera e anche Lukaku e Kvaratskhelia ovviamente. Tante occasioni, tanta voglia, tanta grinta, vittoria strameritata. Vero. La cosa bella di McTominay, sai qual è, Vale? Che per come è alto e ha le gambe lunghissime, sembra, sai, quando tu vedi uno così dici ma che bacchettone che è questo, invece è pure forte tecnicamente, anche veloce, quando si è spostata la palla destra-sinistra calciata, poi una potenza. Io credo che rispetto a Zielinski abbiamo fatto un upgrade, mia personale opinione, per quanto tu sai benissimo che amo Zielinski, ma nel contesto di squadra, non paragonando i due calciatori, che Zielinski è un altro livello.
No, è chiaro, era quello che serviva. No, mi ero perso un altro vocale. Ciao Valerio, ciao amici bellini, lasciate i like, buonasera a tutti quanti, i vecchi e nuovi. Grande partita del Napoli rispetto a quello che eravamo abituati a vedere, li vedo molto più sciolti, ma tantissime combinazioni. Oggi qualcuno sottotono, magari come Buongiorno, l'emozione, Meret forse faceva freddo a Torino in porta, ma grande Lukaku, ha detto ottima partita di Romelu Lukaku. Il gol che ha sfiorato di tacco, gli assist che ha fatto a Kvara, di tacco sempre. Il Napoli oggi ha prodotto molto di più. Abbiamo anche sofferto, il Torino è una buona squadra, fanno tanti 1-2 davanti al limite dell'area, ci hanno messo in difficoltà. Comunque avanti così, altri 3 punti per la Champions e per il terzo posto. È ripartito Conte, vabbè, ma oramai Conte non abbiamo nemmeno bisogno di ascoltarlo, perché dice semplicemente le cose che vi dico io. Danilo farebbe panchina, prendo questo commento di Enzo perché l'ho letta sta cosa, dice il Napoli, Danilo starebbe pensando a Danilo. Sì che farebbe panchina, attenzione, parliamone, nel senso che per me Danilo è un giocatore di grande esperienza, di grande affidabilità, duttile, perché è uno che fa il terzino, lo puoi mettere a sinistra, lo puoi mettere al centro, può fare il braccetto, ti può permettere di cambiare modulo, è un giocatore naturalmente capitano, cioè un giocatore che ha influenza sullo spogliatoio, che si fa sentire, tutto a posto. Per me è sempre stato un grande sì. Andate ad ascoltare, andate a leggere i commenti della Juve, ritengono Danilo una sciagura, lo ritengono una sciagura, ancora con questo Danilo, cioè ogni volta che si parla di Danilo titolare i commenti degli Juventini sono questo Danilo e basta, non se ne può più, poco noi come Politano. Se tu vai a prendere Danilo perché vuoi sostituire Juan Jesus, per me sì, prendi un brasiliano al tramonto, ne prendi un altro al tramonto che però ha tutto un altro curriculum alle spalle e che secondo me ti può garantire così. Viene Danilo a svernare da noi, che tipo di ingaggio gli devi dare? Non lo so, non mi interessa, ma evidentemente se tu hai fatto questa richiesta, non lo so se è vero, potrebbe essere una puttana, però ritorna sempre il discorso della Juve 1.2 o 3.0, perché andiamo sempre a fare loro ti chiedono Raspadori, tu ti vai a prendere Danilo, loro risparmiano l'ingaggio di Danilo, non risolviamo i problemi alla Juve, questo volevo, cioè ci saranno dei giocatori che non sono Danilo che puoi andarti a prendere per sostituire Juan Jesus, magari qualcuno un po' più giovane. Non possiamo affidarci ai giocatori anziani, la squadra è già un po' in là con l'età, quindi dobbiamo cominciare a svecchiare, a comprare dei giocatori un po'. E qualcuno diceva Beukema che sta facendo il suo percorso di crescita, e dopo Calafiori e già guardavamo Lukumi, lo stesso Beukema, grande difensore che potrebbe essere un profilo più da Napoli. Dragosin è là e non può soltanto perché l'avevi già individuato, è giovanissimo, c'ha fisicità, e se adesso dopo l'esperienza in Inghilterra, non lo so se sta giocando onestamente, se sta andando bene o male, se non ha convinto, però ci aggiungi l'esperienza in Inghilterra, per me è un grande sì. Non so se si è svalutato nel frattempo, se adesso è accessibile. Comunque un Dragosin mica male. Un Napoli verde e oro, e tutti i brasiliani sono comunque i benvenuti. Intervista di Salvatore Esposito con Caressa? No, non ho visto, caro Amorra. Fammi sapere se è pregnante e me la vado a recuperare. Mi dite che senso avrebbe prendere un vecchietto stracostoso perché lo ha detto di me? Infatti non me lo spiego, non me lo spiegherei. Titolare con il City? Chi titolare con il City? Danzo potrebbe essere un ritorno di fiamma, ma perché poi Danzo doveva andare alla Roma, qualcosa è successo, visite mediche, non mi ricordo, quindi attenzione, potrebbe essere là un fosso scansato.
Danilo, un po' meglio di Juan Jesus, lo prenderesti come se sottoscrive una polizza assicurativa con la speranza di non doverne mai usufruire. Forza Napoli sempre. Sì, Salvatore, però hai capito? È comunque gente che prende un ingaggio importante, poi a meno che non se lo abbassa drasticamente, e allora lo puoi fare. Ma Juan Jesus piglia 1 milione e qualcosa e non ha grandi pretese. Non lo so se Danilo viene con le pretese, mi sembrerebbe strano. Dragosin titolare contro il City. Ok. Oggi ha corso, non ha fatto una buona partita, non so di che state parlando, è giusto anche che vedi, aveva dei problemi, per questo non aveva superato le visite mediche. Dragosin sta giocando poco, tanto si è operato al cuore, ricordano le cose per quello. Dando ha sostenuto l'operazione esattamente. Esatto, sto fatto di risolvere i problemi alla Juventus non mi convince fino in fondo. La recupero, ok, la recupererò. Danzo, ma che fa questo Dani? Infatti sono rimasto un po' sorpreso. Poi quando parla di Marzio uno ci dà peso alle cose, dice può essere che qualche cosa di vero ci sarà, e non vorrei che Manna si rivolge sempre là perché conosce i suoi polli là e quindi tanto si affaccia là. C'è un mondo intorno al calcio che non ti deve per forza portare a Torino, penso ci sia bisogno di andare per forza là. Sta bene là. Non scriviamo con le K, gli danno fastidio le K. Oggi non male, ma si vede che non ha più quel guizzo. Non so, potrebbe star parlando di Lukaku, forse, Marco, che ci può stare. Politano non ha tirato perché ha preso la lettera Conte che ha esortato tutti a mantenere il risultato. Commento memorabellino di Luigi, perché mantenere il risultato non si va nemmeno un gol in più in attacco, in avanti, e quindi va bene così. Sì, si parlava di Lukaku, benissimo, ormai è un ex giocatore Danilo, infatti sì, dobbiamo un po' svecchiare. Sì, Tony Adams primo panchinaro, sicuramente sì. Seconda scelta Rudiger, poi ci vedo bene anche un Costa Curta duttile lì in difesa, ma queste sono cose nostre, noi sto andando malissimo, non me ne parlare proprio. Ho preso quella cosa, sai che ho fatto cose nostre, ho fatto un errore, visto che avevo perso un paio di partite male, sono ritornato con Guardiola a fare possesso palla, poi volevo ritornare a giocare perché non stava andando bene così e mi ero dimenticato di cambiare l'allenatore, quindi non funzionava niente, giocavo di rimessa ma non giocavano bene, insomma brutte scoppole ho preso. Poi adesso mi sto riprendendo, ma non sta andando proprio bene. Cominciamo da Elmas a gennaio con Valerio Fluido che fa da intermediario. Io ho lanciato un po' di cose nell'etere, poi se loro le raccolgono e va bene. Ma abbiamo un amico, un ospite, stavo guardando da tutt'altra parte perché sto cercando anche di cambiare un po' l'assetto societario. Guido, gentile. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Un grosso in bocca al lupo a Bove, non solo che si riprenda presto, ma che si riprenda e possa tornare a giocare presto. Assolutamente sì. Caro Valerio, buttiamo 3 tiri liberi su 4 agli ultimi minuti. Subito c'è un Dios. Sì. Virgilio, ho visto anche l'importanza di Lukaku migliorato. I margini di miglioramento. Grazie Virgilio. Ti dicevo Valerio, aspetta, vediamo sempre la punizione con l'Udinese. Si vede e si rivede. Buttiamo 3 liberi nei pochi minuti. Lei che sono partiti bene quest'anno nel campionato, avevano 6 vittorie su 6 in casa. Perdiamo con una tripla agli ultimi secondi, da quel momento stiamo beccando sconfitte su sconfitte. Immagino che tu voglia parlare di questo. No. Sì. No. Oppure tu vuoi parlare che c'è una bella mostra tra cui viene esposto anche Mao Zedong, Marilyn e il Tripo Elvis alla Galleria d'Italia, ex Palazzo Zevalos del Banco di Napoli, ma immagino che tu non voglia parlare di questo. Ma possiamo... Vittoria importante Valerio, molto importante oggi, vittoria pesantissima e spiego perché. Tra l'altro
Conte, non so se ci ascolta, ma siamo in sintonia, un po' come l'eravamo con Spalletti. Mamma E mia! qua la gente, parlo colleghi, colleghe e ovviamente tifosi a ruota, danno per scontato tutto, è quello che nel calcio non è assolutamente scontato. Napoli supera 32 punti, cioè raggiunge 32 punti, è perfettamente in media con la classifica Guido. Chiaramente io mi rivolgo alle amiche Bellini, amici Bellini, bestemmiatori, e chi mangia le merendine scadute non li sento più. C'era Luttazzi tanti anni fa che faceva la parodia degli anchorman dei telegiornali. Mi ricordo esordiva: questo telegiornale andrà in onda in forma ridotta per venire incontro alle vostre capacità mentali. Bellissimo. Mi hanno ricordato questo. No, torniamo seri. Vittoria pesantissima, siamo perfettamente in linea con la classifica Guido e speriamo di mantenerla, se non migliorarla. Non mi offendo per nulla. Noi paradossalmente possiamo perdere con la Lazio e saremo in linea con la classifica Guido perfettamente. Tutto ciò che viene in più di una sconfitta significa aumentare, e chiaramente mantenendo o aumentando la classifica significa che dovremmo rivedere poi quali possono essere gli obiettivi del campionato. Vediamo subito perché è importante, già da un punto di vista numerico, poi da un punto di vista psicologico. Procedi col primo schemino che ti ho mandato. Sì, vediamo se ci riesco in tempo reale. Non sono video pesanti. No, io poi faccio una confidenza a te come a tutti gli amici Bellini. Stavo cercando di spostare le motociclette. Stavo cercando di spostare tutto il sistema sul computer nuovo, che è più fresco, è come passare da Lukaku a Bonni. Però non me lo fa, cioè tutto quel sistema così non riesco ancora a fare, quindi ho passato tutta una nottata a cercare di migliorare il sistema e sono dovuto ritornare con Lukaku, che però vedi alla fine funziona. È un bel paragone, perché poi alla fine funziona e non mi posso lamentare più di tanto. No, io invece finalmente mi sono riappropriato sul computer che saltò per il blackout. Allora, vediamola tutta. Caro Valerio, questo è il campionato a 20 squadre con la regola dei 3 punti. Sono tutte le volte che le squadre, quindi quante squadre hanno superato i 40 punti, raggiunti o superato i 40 punti negli ultimi 20 campionati, e sono poco più di 2,17, no? Quindi innanzitutto storicamente il girone d'andata e il girone di ritorno è difficile, non per il Napoli, per le squadre raggiungere e superare i 40 punti, a parte 2 eccezioni clamorose, quella delle 5 squadre nel 2017 e 2018 e delle 4 squadre. Solitamente sono 2 le squadre, poi ci sono insomma 2 eccezioni con 3 squadre, però sono 2-3 squadre di media che superano i 40 punti in un girone, e solitamente vai sotto, tranne 4 eccezioni, nel girone di ritorno sono meno. Tant'è vero che da 43 si passa a 34, se non sbaglio. Ci sono solo 4 volte dove si sono fatti più punti, cioè le squadre che hanno superato i 40 punti sono state di più rispetto al girone di andata. Il Napoli ha superato o raggiunto i 40 punti in questi, però sono 17 campionati perché negli altri era in B, 5 volte nel girone d'andata, ma solo una negli ultime 5 edizioni della Serie A, male, 5 volte complessivamente nei 17 campionati presi in esame e una negli ultimi 5, e ben 6 volte nel girone di ritorno e 3 negli ultimi 5. Però incominciamo a mettere un paletto, un concetto proprio come fondamento. Qua non dobbiamo dare per scontato l'eccezionale, non del Napoli, in genere. Quindi 40 e più punti in un girone non lo fanno nemmeno 5 delle 7 sorelle, tranne una sola volta. Puoi togliere questo primo schemino. E il Napoli, lo ripeto, in tutti questi 17 campionati ha fatto una sola volta negli ultimi 5 campionati e 5 in totale nel girone di andata. Quindi è importante anche psicologicamente, come disse Spalletti, io gli voglio stressare, no? Lui non so se sentire, eccetera, perché è stressante inseguire. È chiaro, la classifica è molto molto corta, non possiamo fare un paragone sulla classifica di questa giornata, perché a me non piacciono i paragoni disomogenei,
Tra l'altro io non ho ben capito cosa volessero dire quei bestemmiatori, cioè hanno messo in mezzo Premier, Wenger, non lo so. Vediamo invece il secondo schemino, che è fermo alla 13ª giornata, e io vi avevo detto mi aspetto che si allunghi un po' la classifica, cosa che ha detto anche Conte in conferenza stampa. Ha detto innanzitutto qua si è dato per scontata la vittoria sulla Roma e si danno per scontate le vittorie. Siamo fermi alla 13ª. Il Napoli fortunatamente sappiamo che intanto ha aggiunto 3 punti. Perché è importante questo schemino? Non solo sull'oggi, ma anche su quello che poi vi mando subito dopo. Innanzitutto c'è un problema in Italia, è una cosa che io da anni, insomma, sottolineo, un problema solo per me. Questo è un campionato fermo alla 13ª, lo ripeto per chi, insomma, non voi, dove abbiamo 6 più una sorelle, basta, è finito. Adesso non ci interessa. Era bello da vedere. Sì, no, nel senso, Valerio, il Torino non ci interessa, non a Guido Gentili, diciamo che Gravina e sappiamo che non andrà da nessuna parte, si salva, non andrà in Europa League, perché con una classifica così compressa e alta, dove alla 13ª la quota Champions è 81 punti, e chiaramente io mi aspetto che si raggiunga 75, 76, già sarebbe una quota altissima. Chi non la raggiunge, diciamo, non è riuscito a agganciarsi a questo treno, vai in Europa League, l'Udinese si salva, non va da nessuna parte, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono 6 più una sorella e basta. È un campionato sempre più elitario. Non a caso, ti mando subito un altro schemino, e qua mi concedi che te li ho messi comunque entrambi gli schemetti, per ora vi spiego perché. Nel frattempo il versatile si aggiorna, c'è un gol annullato alla Juve e noi ci interessa moltissimo. Ho preparato molte cose da dire sia a livello generale che sul Napoli in specifico, quindi preparatevi, annoiatevi, Rita metti il caffè o l'orzo sul... Questa è la lotta Champions. L'ho dovuta dividere perché fino alla stagione 2016-2017 andavano in Champions 2 squadre più 1 ai playoff. Ve lo ricordate? Napoli perse col Bilbao, mannaggia. E poi invece le 4 squadre. È interessante, Valerio, perché vedi che effettivamente anche questo conferma che il campionato italiano sta diventando sempre più elitario. Cioè, prima addirittura una Samp è arrivata nelle prime 4, l'Udinese 2 volte, diciamo, in zona Champions, l'attuale zona Champions, anche se andando solo 2 squadre, 3, psicologicamente è diverso l'approccio a un campionato del genere. Attenzione, non potremmo fare questo confronto. Però anche per vedere, vedi quante volte la Fiorentina è arrivata nelle prime 4, no? Vedi le ultime stagioni, da quando la Champions promuove 4 squadre italiane, l'anno scorso è stata un'eccezione, so che c'è stata anche la quinta, benissimo. Praticamente determinate squadre sono sparite, no? In quegli anni dove il Napoli ci ha rimesso la Champions sono, vedete, 78 punti, eccetera. Ho segnato anche 72 che ovviamente della Juve è squalificata, cioè. Quindi intanto è cambiata la nobiltà, chiamiamola, della Serie A. Non che sia stato mai messo in discussione da quando il calcio è diventato industriale, quando lo previde Maradona, però sta cambiando sempre di più e ci sembra che ci sia sempre meno interesse a renderlo competitivo. Se la speranza del campionato italiano e della Lega una candidatura tra Del Piero e Gravina, torno a vedere l'NBA. Cioè a questo punto chiediamo a Mattarella e Malagò di riabilitare Moggi e finiamola qui. Il Napoli sta andando molto bene. Negli anni tante cose sono cambiate nel calcio, no? Ci sono dei punti fermi e uno dei punti fermi sicuramente Conte lo ribadisce costantemente, comunque deve avere una difesa forte, ma se ci fate caso non è più così esasperata la fase difensiva. Ai tempi di Capello il Milan veramente non subiva gol, ma vinceva scudetti con pochissimi gol, anche quando è andato al Real Madrid. E ho cominciato a notare che c'è una certa corrispondenza, cioè quote nobili della classifica con una percentuale, ve l'ho fatto notare più volte, realizzativa alta. Fermi alla 13ª giornata, perché noi, è tra l'altro una 13ª giornata dove
il Milan ha una giornata in meno perché deve recuperare la partita. Io questo lo sai che me l'ero quasi dimenticato. Adesso ne aggiungiamo un'altra, vediamo quando la recupereranno. Ma faccio notare una cosa, che il Napoli aveva una percentuale realizzativa relativa del 38%, molto alta, più alta rispetto a anni dove è andato bene, no? Ma la cosa interessante è che l'Atalanta ne ha 45, che è una percentuale di realizzazione offensiva relativa mostruosa, Valerio. L'Inter 41, la Lazio 38, la Fiorentina 38, la Juve 35. La Juve dovete metterlo in asterisco perché storicamente non è una squadra che ha bisogno di avere una percentuale realizzativa così esasperato. Vai a vedere il Milan 32, la Roma 26. Se togli il Napoli, Atalanta, Inter e Lazio sono quelle che sono, diciamo, prime in classifica. Napoli deve migliorarlo un po', secondo me, anche perché se vai a vedere la percentuale di realizzazione totale, non più relativa, ovvero su tutti i tiri tentati e non solo su quelli dello specchio, siamo veramente un po' bassini, un po' sotto il borderline, 11,05. Andiamo a vedere, l'Atalanta è 16,83, mostruosa, cioè su 100 tiri significa che quasi 17 vanno in gol, l'Inter 15,27, la Lazio 14,21 a giornata, scusa, a oggi, dovevo fare... insomma, se tu vedi Fiorentina 15,16, Inter, Lazio, Fiorentina e Atalanta hanno tutti 15 e l'Atalanta un po' di più. Non è proprio casuale che queste squadre che avevano 28 punti prima di questo spariglio, perché questa domenica qualcosa sparigliava, avevano la stessa percentuale di realizzazione offensiva assoluta. Napoli un po' bassa, la stessa della Juve, 11,37 la Juve, ma ovviamente Milan e Roma seguono di brutto queste cose, inseguono la Roma 7,36, infatti non vai da nessuna parte con questi numeri. Però diciamo il Napoli sta tenendo bene in difesa, lo sappiamo, ma proprio forte. Mi sembra che siamo arrivati alla 9ª partita senza prendere gol. No? Bravo, lo diceva, lo riportava. Abbiamo preso 9 gol, ma la buona notizia per il Napoli è che in realtà 6 ne abbiamo presi in 2 partite. Ricordati che nella scorsa stagione, negli ultimi 20 turni, il Napoli ha subito gol in 18 partite su 20 e non vai da nessuna parte. Con la brodo. Sì, praticamente tu partivi che un gol lo prendi necessariamente. Ed è una fase difensiva, non è solo per il sistema di gioco 4-5-1, 5-1-5-5, tutte le cose di questo mondo, si abbassa il centrocampista, si abbassa, non aiuta nei raddoppi, ma si abbassa Politano, cioè il Napoli ha incominciato a sistemare la fase difensiva con, chiaramente, non solo un approccio alla gara, una concentrazione, un buongiorno in più, a parte la partita di oggi, grande approccio di questo giocatore. Non è scontato, ricordo, non so, Diamanti, si doveva fare fuoco e fiamme, non al Napoli, Cerci, che passò dal Torino, io dissi Verdi dal Torino, fui corretto, era dal Bologna al Napoli, poi dal Napoli ricordo anche l'errore che feci e la correzione, grazie. No, non è scontato, cioè nel calcio nulla è scontato, che il ragazzo stia facendo bene significa che la stoffa ce l'ha. E diciamo, quindi una fase difensiva che vede coinvolta tutta la squadra e vede il Napoli a percentuali basse, ma non le più basse che mai ha ottenuto. In questo momento ha il 24% di realizzazione al passivo. La cosa interessante è che il Napoli ha iniziato questo campionato male, ma proprio male in tante cose. Uno degli elementi che lo vedeva proprio male, e invece devi vedere l'andamento, non in una partita singola, gruppi di 5, che a parte i 3 gol presi, Napoli faceva un sacco di falli rispetto alla sua media. Ricordo che Napoli l'anno scorso ha concluso il campionato con 381 falli, la peggior squadra, cioè ultima in classifica, peggiore al contrario veramente, quindi quella che non fa falli. E l'anno prima 389, solo che la differenza è che 389 47 gialli è il rosso di Mario Luis, mi ricordo, e l'anno scorso 71 gialli, 2 doppi gialli e 2 rossi, male. Iniziato male quest'anno il Napoli e io mi aspettavo che la squadra ultima in classifica, in questa particolare classifica, fosse quella allenata dall'allenatore più europeo che abbiamo, probabilmente perché è il figlioccio di Benitez, ed è esattamente così. La squadra che fa meno falli è il Parma.
10 falli a partita, 140 aggiornata oggi, quindi è la 14ª. La seconda squadra che fa meno falli in Serie A è la seconda squadra allenata da un allenatore molto europeo, che infatti sta andando non benissimo in campionato italiano, ma nemmeno in maniera disastrosa, che Fonseca. La terza, ma è il Napoli. Però il Napoli è anche la squadra che ha preso meno gialli e nessun rosso e doppio giallo in Serie A, 17+1, quel famoso +1 con l'Atalanta. Ma il trend, l'andamento nel corso degli ultimi 7-8 gare è un andamento molto interessante, tant'è vero che il Napoli nelle ultime 5 gare ha preso solo 2 gialli. Questo significa che l'attenzione alla fase difensiva, che è basilare, ma noi dobbiamo cercare dov'è il miglioramento, l'auspicio che si migliori di poco sarebbe già tanto, sembra un ossimoro, la fase offensiva senza penalizzare troppo. 0 sarebbe impossibile vincere il campionato, questa attenzione, però il cambiamento c'è, i miglioramenti costanti ci sono, i margini di miglioramento secondo me sono enormi, sia nei singoli, cioè noi non abbiamo ancora non sono enormi scontati che avverranno, questi sono i santoni che lo dicono, però questo è un Napoli veramente molto acerbo in tanti reparti, ma che, come io vi avevo detto, questa Conte costruisce con le vittorie, è proprio un'altra mentalità di allenatore. Quindi c'è una cosa... No, scusami, prendo questa cosa che hai detto di Conte, perché volevo ricordarmi, tu in quale mese hai detto se lasci Conte là davanti da quel mese... A marzo è finita. A marzo, ok. Volevo ricordarmi se era febbraio o marzo, perché si fa forte poi no, di quello che ha costruito. La prossima partita è un bivio, non un bivio di quelli stressanti, e chiaramente tu non devi sbagliare le partite con un Genoa, Venezia. Io non faccio quelle quasi vince, però è chiaro, tutto ciò che viene di più da una sconfitta è un di più. Dovesse venire una vittoria, sono 3 gli scontri diretti che tu hai vinto, incomincia a essere sopra la media guida interessante. Se tu non sbagli le ultime partite, a questo punto tu i 40 punti li superi ampiamente, con una squadra acerba, con grandi margini di miglioramento. Cioè, in totale il Napoli ha un'ottima percentuale di realizzazione offensiva, migliorabile a livello assoluto. Gli altri stanno andando proprio forte, perché l'Atalanta è mostruosa, ragazzi, quasi 17%, nonostante fa tanti gol, è migliorabile, attorno noi lo vediamo, cioè il Napoli tanti 1-0, però Conte e Allegri ne hanno vinti di scudetti così. Quindi il discorso delle ammonizioni che mi facevi, secondo te è anche, penso che sia abbastanza logico, se il Napoli aspetta più basso, deve fare meno quelle rincorse? Perché non solo le distanze, prendi meno imbucate, quindi i falli che fai sono bene in campo di tutti, sono una difesa schierata, quindi non crei quella cosa, il panico, devo fare il fallo da giallo che poi è più pericoloso perché sai oggi il Torino ha speso degli ottimi gialli, perché erano delle transizioni che potevano essere molto pericolose, sono gialli ben spesi, anche partita mostruosa, non l'avete sottolineato, ho capito, lo Boc, tutti gli altri, però ragazzi, sono interessato a vedere qual è stata la sua hip map, perché venendo la partita il Torino ha corso come pazzi, ha fatto una partita spettacolare da un punto di vista dell'intelligenza tattica e dell'impegno. Non sottovalutate questa vittoria, è una vittoria pesante che comincia a stressare, vedi la Lazio, 5 vittorie consecutive, sono tante, perché Napoli ha fatto un grande campionato fino adesso, ma senza nessuna selezione, perché tu hai 4 squadre a un punto, e che selezione hai fatto? 0, quindi pensate quanto si sta correndo. Però più aggiungi, ogni vittoria che aggiunge il Napoli adesso è una vittoria che pesa parecchio a livello psicologico per le altre squadre, parecchio negativo per loro, quindi non sottovalutate. Pensa che il Napoli oggi ha corso veramente tanto, la partita dove è stata costretta a correre di più, 122 km e 182, a questo punto della stagione. Prima il record era la 10ª, 119 221. Oggi il Torino fino al 93esimo ha dato l'anima,
E una delle chiavi di lettura è come il Napoli ha giostrato nei cambi di marcatura al centrocampo. Vabbè, Lobotka io lo metto fuori quota ormai, cioè ci sono 10 giocatori e Lobotka, quindi il voto a Lobotka non lo diamo più da qui a fine campionato, perché è come quando giocava all'Under 21 ti portavi un fuori quota, cioè un fuori quota, però la fase difensiva significa che il Napoli più basso, più organizzato, ha delle certezze, nonostante ha preso un paio di imbucate. Non è solo quel gol che si è mangiato lì nettamente il Torino, è stata anche quell'azione dove c'è stato quel bel passaggio filtrante qua tra le linee dentro l'area. È migliorabile, ho detto il Napoli è migliorabile in tutti i reparti perché è una squadra ancora acerba, e questa è una buona notizia perché è migliorabile, non ha dato il tutto. Me l'hai chiesta e te l'ho portato. Vedi, io mi aspettavo che è molto interessante proprio per questo gioco. E poi sai qual è? Io vedi, l'avevo detto un po' così, e vedi, sai qual è bello? Questo qua, questo è dove arriva il gol di McTominay, che chissà che finisce in questa zona qua. In questo caso il Napoli stava attaccando con tanti uomini in questa zona, e la Kvara salta l'uomo, insomma, e la lascia a McTominay che fa il gol. Bellissimo. Tra l'altro un bel gol, quello che non ha fatto Lukaku una volta, perché quasi dicono molte banalità, no? Il portiere sul primo piano, cretinate. Bisogna vedere la velocità di esecuzione di ogni cosa nella vita, no? Il grande preparatore di Maradona in quel bellissimo documentario disse che a un certo punto si erano reso conto che non potevano aumentare la tecnica e aumentare la velocità, riuscirono a farlo dopo il primo anno di Serie A costantemente, che è una cosa mostruosa, perché se aumenti parecchio la tecnica ovviamente devi un po' rallentare. E sto per tiro, se le raggiusti ancora non togli il tempo al portiere, perché poi non è un videogioco, siamo esseri umani, e Lukaku, il Napoli nel secondo tempo, qualche azione, il primo controllo ok, secondo controllo, terzo controllo, ti sei fatto murare il tiro, cioè perché in Serie A non puoi aspettare, non è la Premier, però non è che aspettano che tu dici fai con calma. La velocità di esecuzione è stata la chiave di lettura, poi abbastanza preciso, non proprio a baciare il palo, però quella è la chiave di lettura di quel tiro, che l'ha pensato e realizzato in modo molto rapido, quindi diranno sul primo piano è evitabile, se è più lenta come esecuzione la prende, come ha preso altri tiri. Senti, infatti la parata sul tiro di testa, e chiudo ravvicinato, bravo cade velocemente. Se Antonino è ancora online, questa è una cosa mia di servizio, ho letto il tuo messaggio, mi scrivi in privato perché magari tu sai qualcosa che io non so e magari mi puoi dare una mano a risolvere dei problemi, grazie. E poi ti giro la domanda di Fabio che dice: la partita Fiorentina-Inter parrebbe recuperabile nel mese di febbraio, questo può pesare sul percorso dell'Inter? Se il Napoli va molto avanti, sì. Ti ricordi quando loro hanno perso uno scudetto con la partita col Bologna, col portiere che fa quella stupidaggine, uno scudetto che ha vinto il Milan? Come no? Tutti la davano vincente. Radu. Non un Bologna irresistibile, certo. Il Napoli 32 punti oggi li ha fatti. Adesso tocca agli altri recuperare, esatto. È sicuro che vincerà? Non lo sai quel giorno, c'hai delle squalifiche, la partita non lo puoi sapere, mai dare per scontato. Un'altra cosa per dare merito a Conte, ragazzi, dobbiamo migliorare in attacco, io lo sto dicendo, attenzione, questa è la terzultima peggiore prestazione come percentuale di gol da quando il Napoli è tornato in Serie A. Peggio ha fatto solo Mazzarri e Reia, però è la migliore prestazione sia in tutte le competizioni, che sono solo 2, che in campionato. Cioè il Napoli ha 0,64 come realizzazione a gol subiti e 1,5, perché la terza peggiore perché Correia era 1,31 e con Donatori Mazzarri 1,31. Poi Mazzarri ha fatto 1,55, quindi stiamo molto molto bassi, diciamo. L'anno scorso è decimo, 1,44, però una fase difensiva
magari rimanesse sempre questa. Considera che Napoli ha vinto lo scudetto con 0,73, l'anno prima 0,81, Maestro Sarri aveva fatto 0,84, 1,02 e 0,76. Napoli in questo momento ha 0,64, che è ottima, ottima. Quindi diamo meriti allo staff di Conte, ai giocatori del Napoli. Saranno un po' brutti, io non mi sono juventinizzato, però il lavoro si sta facendo e sta dando dei risultati, e secondo me, insisto, non è scontato, non è automatico che accada, però i margini di miglioramento questa squadra li ha sia come prestazioni dei singoli che come prestazioni di gruppo. Bello. Francesco ti chiede o ci chiede, ma Raspadori non esiste più negli schemi di Conte, quindi suppongo verrà venduto. E questo è un altro dei problemi. A questo io avevo previsto questa. C'hai lo scheletro delle sostituzioni. Ovviamente, ma io qua non stiamo a mangiare merendine scadute dall'86 e sparare cretinate. Prima vedi questo e poi vedi i minuti di impiego dei giocatori proprio al giornato all'oggi, è perché a questo punto è un tema. Ragazzi, siamo alla 14ª giornata e sono più le volte che noi non facciamo la quinta sostituzione che la facciamo, non è più casuale. Ok, oggi la partita era in bilico, sia chiaro, io valuto i numeri e valuto a 5-5 le partite, perché una partita singola non è un'accusa. Poi chi siamo noi? Non siamo né allenatori, la gente che no, facciamo passi. Però quando lo vedi graficamente, per poi vediamo anche i minuti, graficamente non puoi scappare, no? Come poche squadre raggiungono 40 punti. Poi possiamo mangiarci tutte le merendine scadute che vogliamo. Non fa bene, ci sono tante cose buone in Italia. Allora, eccole qua. Queste sono le sostituzioni effettuate da Napoli dalla prima alla 14ª giornata. Come esempio, mi ho messo in giallo quando non abbiamo effettuato sostituzioni, sono abbastanza avanzate, non mi permetto di dire tardive. Oggi 75, 80, 87, 87, perché poi almeno abbiamo... l'altra volta 86, 86, vedete, no? Addirittura una volta 85, 0, 94, 95, cioè, ma la cosa interessante, quello che mi si chiedeva, te lo mando subito, quindi Conte sta intanto, perché probabilmente le vuole vincere, affidandosi a un gruppo. D'altra parte, Guido, lui parla di mercato, ci stavamo scrivendo questa cosa anche in privato. Ha lanciato una bomba bella grossa. È un martello. Questa squadra va rinforzata, è pure parecchio, ho detto. Parecchio, il presidente lo deve sapere. Non ha detto di poco, l'ha detto lui, una frase secca. Questi sono i minutini impegnati di tutti i giocatori del Napoli a oggi. Recuperi compresi. Questa è incredibile. Effettivamente, lo so, molto piccoli, quindi insomma, colleghi e si devono un po' attaccare al tram per dire. Esatto. Ovviamente in grigio è quando un giocatore è indisponibile per infortunio, verde non è ancora stato acquistato. Io non sapevo come mettere il colore a Mario Lui perché è scelta tecnica, eccetera, e come i giocatori che sono stati ceduti e quel colore insomma non proprio arancione là. Il giallo che è sotto è derby quando tu sei squalificato. Effettivamente la cosa che risalta agli occhi, chiedevano giustamente di Raspadori, basti pensare che nelle ultime 5 partite ha fatto 0, 36, 0, 0 e 0. Insomma, no, ma non è solo i 269, perché è che gli ultime 5, andando ancora più indietro, ha fatto 0, 0, 8, 0, 0, 22, 0, 32, 0, 0, 0. Cioè, gran parte dei minuti li ha fatti nelle prime 3 giornate dove non c'era McTominay e Gilmour. Esatto. Sono altri ruoli, sia chiaro. Però intanto si sta ritagliando questi piccoli minutini. Meritava il gol, ragazzi. Con una voglia e una qualità, troppi pochi minuti, secondo me, soprattutto con Lukaku, che insomma è in ripresa, ma non è l'Higuain dei 36 gol di quell'anno che tu dici come faccio a toglierlo.
però sono scelte di Conte. Questi sono i dati veri. Adesso insomma ho parlato assai, un po' di dati ce li siamo detti. Sono molto contento, ripeto, di questa fase difensiva. Considera che di solito le squadre che fanno meno falli non vanno bene in Italia, quindi questa ci rimise le penne Benitez, che forse il risultato più clamoroso del Napoli dello scudetto di Spalletti, essere stato bravo in tutto come un Michael Jordan. Che di Pecchia me l'aspettavo, l'avevo confessato privatamente, lo conferma, e tra l'altro non è che sta facendo un campionato clamoroso. Di Fonseca lo sappiamo, ma lui ha questa idea di calcio, non dico champagne, ma insomma un po' più europeo. Conte, pur essendo abbastanza chiuso come squadra, il Napoli si sta attrezzando, e sono cose importanti, perché oggi per esempio il giallo Anghissà pesa perché siamo arrivati a 3, no? Poi avere tanti gialli condiziona poi delle scelte in alcune partite. Chiaro. A John Cena rispondo: perché Guido dovrebbe aprire un sito e inserirci tutte queste statistiche così? Se se le vogliono prendere, si devono guardare la live, vedere dove stanno. Dico una cosa brevissima, perché io non sono bravo a gestire i fatti miei, il mio canale. Ragazzi, quando ci si lamenta dei raccomandati, delle cose, non è lamentosi come i piangioni del calcio o l'invidia, è un po' quando a scuola c'erano quei lavori di gruppo e poi li facevano in 2 e tutti gli altri non fanno nulla, diventa molto difficile, e la chiudo, non è una lamentela la vita. C'è un libro bellissimo indiano dove a un certo punto il protagonista dice a uno di questi insomma personaggi che spopolano adesso, per esempio, sono diventati purtroppo la maggiore: la vita appartiene a persone come voi, però è retta da persone come noi. È faticoso essere Guido, perché devi lavorare per 5-6, perciò il PIL non cresce. Io lo faccio innanzitutto per una mia cultura personale, per passione. Valerio, io ci siamo incontrati, lui ubriaco quando mi chiama, mi invita, però anche no, nel senso è un discorso molto complesso. Cioè, voi godeteli, sappiate che sono precisi, perché ci tengo molto, perché se no ci mettiamo a dire che il piano sequenza non è un piano sequenza e invitiamo le persone a vedere finché non c'entrano niente, ma questa è un'altra storia, perché il piano sequenza è piano sequenza, non sono i 23 in realtà, non sono 26 minuti del Salvate il soldato Ryan, perché prima inizia il film con Matt Damon che è anziano e va sulla tomba e poi parte il flashback, quindi già, però quello non è un piano sequenza. È pure un autogol menarsi in certi discorsi dove poi ti confronti con non so. No, perché non lo è, perché tra l'altro Michael Kahn è un maestro del montaggio, l'ho visto, quell'anno c'era anche una sottigliatina rossa. Il piano sequenza è quello dell'infernale Quinlan, citato sia come piano sequenza e come metadialogo nel piano sequenza iniziale dei protagonisti di Robert Altman, che quelli sono i piani sequenza. Francesco ti dici, non è una domanda, vorrei sentire una conversazione fra Guido e Oriali. Guido, quanto è bello Oriali? Ma io sarei onoratissimo. Una delle cose più carine che mi è successa nella vita, chissà se lo ricorderà, che feci un favore a Beppe Bergomi, che voleva sdebitarsi in un certo modo. Io chiaramente galantemente rifiutai, insisti più volte, alla moglie di Beppe Bergomi, quando stavo sulle navi, e poi io dissi: no, c'è un modo, ho detto, per sdebitarsi, possiamo fare una partita di calcetto, ma io finisco di lavorare molto tardi. Dice: che significa tardi? 3 di notte. E ho giocato a calcetto 3 contro 3 sul ponte di una nave con Beppe Bergomi e parlammo tantissimo di calcio. Io mi accorsi, questo era il 99-2000, mamma mia quanto ero giovane, che non aveva o subito o mai più la cattiveria per diventare allenatore, per come è diventato poi il mondo degli allenatori adesso, dove non basta solo essere preparati. Sono persone, Fernando tipo Oriali, che sicuramente hanno molto da raccontare di calcio, hai molto da imparare, ma sarebbe un onore, una bellissima chiacchierata. Non gli faremo le solite domande stupide, perché essere uomini di sport, no? È una cosa importante. Cioè, cito, anche se
non è pubblicità, una bellissima chiacchierata, uno di questi podcast con uno dei miei punti di riferimento, pur se io tifavo Juve Caserta, Dan Peterson, che ce ne dava in quegli anni. Andate a vedere questa persona che va verso i 90 anni, a parte una memoria incredibile, una lucidità incredibile nell'analizzare il mondo dello sport e non solo la pallacanestro. Confrontarsi con gente di sport di spessore è molto utile, tant'è vero che a me dispiace che nelle trasmissioni poi le urli, i litigi, le stupidaggini, io perché l'altra volta non è che mi sono arrabbiato con Fabio, perché non sei credibile, cioè se tu ci sfotti che siamo piagnoni per tutti quei gialli non dati con le partite con l'Inter, poi è come la favola al lupo, e che c'era la munizione di Lukaku, lo sappiamo benissimo, ma noi non abbiamo di questi problemi, perché le diciamo tutte, ci può anche sfuggire un'azione e subito diciamo, come io sbagliai a aver fatto un passaggio dal Torino, era il Bologna a Napoli, quando non sei come me onesto intellettualmente, lo lascio fare agli altri, non è un problema, quindi sarebbe un onore, e questa gente di sport capisci perché ha carriere fantastiche, perché ha qualcosa dentro essere uomini di sport, quindi non avverrà, ma se dovesse avvenire sarebbe una bellissima chiacchierata come lo fu non solo quella partita, e non vi dico come finì, ma mi insegnò un sacco di cose, tanti dietro le quinte che rimangono tra me e me, per dire. È bello, lo sport è bello quando lo nobiliti anche da un punto di vista lessicale. Perché secondo voi Fonseca parla di scudetto nonostante stia ucciso, tra virgolette, Conte primo non ne vuole sentir parlare? Perché lo deve fare, ragazzi. Se tu dici già siamo fuori, significa che decidi di fare un campionato che forse arrivi in Conference League. Come detto, questo è uno di quei casi dove possiamo citare Rafa, che ogni tanto nel calcio deve dire delle bugie. Questo è abbastanza, come posso dire, scusate il termine, sgamabile, come aver sbagliato e giri le carte scoperte e stai vedendo che bleffi a poker. Però lo deve fare per l'ambiente, per i suoi, ci sta. È anche giusto nel gioco delle parti, non è assolutamente né criminalizzabile né un folle, però devi mettere un'asticella per cercare di arrivare nei primi 4. Se tu dici quest'anno è già andata, non arrivi manco nelle prime 4. Il discorso del Napoli che quando lotta per lo scudetto va in Champions, proprio così. Domanda off topic, se ci sarà un'analisi sulla serie di Ayrton Senna TV. Io adesso fortunatamente ho recuperato tutti i computer, quindi mi posso mettere la vedrò. Io mi ricordo bene perché la seguivo tanto in quel periodo la Formula 1, anche quando la Ferrari andava malissimo. Vediamo su certe cose, certi campioni, come è stata brutta quella su Maradona. Devi essere proprio bravo perché sono personalità enormi. Senna non era una personalità facile, però era un fuoriclasse del suo mondo. Vediamo, sicuramente la osserveremo con attenzione. Poi tra l'altro un weekend, perché tutti ricordano la morte di Senna, ma no, il giorno delle prove c'era stato un altro tremendo incidente con un'altra morte, quindi un weekend nerissimo in Italia. Comunque storia d'amore anche quella incredibile con Carol Alt, no? Che personaggio leggendario, là ci vuole veramente il termine. Vocale. In più la cosa bella di McTominay, sai qual è, Vale? Che per come è alto ha le gambe. No, allora il vocale sta sotto. Ciao Vale, ciao Guido, a cui volevo fare una domanda che è legata alla pressione. Legata alla pressione nel senso proprio di ambiente. Ad esempio c'è l'ambiente del Real Madrid, l'ambiente del Santiago Bernabéu, lo stadio che se non fai una buona prestazione ti fischia per tutti i 90 minuti, con Carlo Ancelotti che attualmente è quasi a rischio esonero, eppure si stanno giocando la Liga ma sta andando male in Champions League. San Siro si esponde Inter che Milan, che se non fai delle buone prestazioni anche se ti fischiano. Però poi ci sono anche altri ambienti come ad esempio l'Allianz Arena di Monaco di Baviera, o ad esempio Anfield, Liverpool, che sono pur sempre società che hanno vinto 6 Champions League ciascuna, che comunque non ti trasmette la stessa pressione, almeno a livello di ambiente, come Real e come magari Milan e Inter, e ricordiamo che comunque Milan e Inter hanno meno Champions di queste due società,
Quindi la mia domanda è proprio un fattore culturale, oltre che legato, diciamo, al palmarès, all'elite che hai? Ma sì, perché in questo caso il potere logora, che lì diceva che a volte poi finivano e vomitavano, dice beh, meno una, perché tante vittorie che erano costretti a fare sopra le 28. Conte l'ha capito abbastanza presto, secondo me si sta sposando in maniera molto intelligente e furba con l'ambiente, anche c'è stato più presente Conte nell'ambiente napoletano in questi pochi mesi che Mazzarri nelle quasi 4 anni abbondanti, perché 3 e mezzo più un'altra esperienza napoletana, perché non puoi essere un personaggio totalmente avulso dal sistema Napoli. La pressione in questi anni è data più dal nostro ambiente, quello giornalistico, che non dallo stadio, che spesso addirittura era vuoto, semivuoto, e invece per esempio Conte ci sta stupendo, lo sta cavalcando, noi l'abbiamo detto con Valerio, vi do un altro dato per divertimento. In questo momento il Napoli ha 50.112 spettatori di media, la media più alta da quando è tornato in Serie A. Considerate che comunque il San Paolo adesso ha una capienza inferiore rispetto a quando è tornato in Serie A, che era 60.200, è inferiore rispetto a Italia 90, è inferiore agli 85.012 degli anni d'oro, che poi erano 90.000. Quindi tranne la partita col Bologna, effetto Conte, sì, tranne la partita col Bologna, 45.000, il Napoli ha sempre superato i 50.000 spettatori, sempre. Quindi non lo sta temendo, la sta cavalcando. Era il mio auspicio. Io ho detto, se Conte, ti ricordi Valerio, ti dissi, se riesci a trasmettere quella fame che tu non devi lasciare le briciole con le piccole, massimo rispetto con le piccole, però là fai la classifica alta, massimo rispetto per tutte le squadre, però raga è così, e un po' prende questa fantasia, si fa non contagiare, ma la riesce a cavalcare, ritrasmette, allora diventa pericoloso. Sull'ambiente, e concludo, dovete considerare che, perché una domanda è molto intelligente, mi porta a farvi un'osservazione che vi rigiro, ma state notando le critiche assolutamente folli, come quelli che mangiano le merendine scadute, eccetera, sulla nuova Champions League? Ma perché tutte queste critiche di certi presidenti e certi colleghi? Perché? Perché adesso non vedremo più le squadre con 6-7 punti si qualificano, Real Madrid che non ha bisogno di nessuno sforzo, c'è il Napoli, lo batte 2 partite, gironi così, te la devi svangare la qualificazione. Perché queste critiche? Perché questo disastro, questa Champions League? Dove tu in realtà è un girone unico, è vero che non tutti incontreranno il Manchester City, eccetera, però tutte le squadre, tecnicamente se il Bologna le vince tutte, visto che ci sono degli incontri, Manchester City, Atalanta, c'è degli incroci, non le vincerà tutte, può darsi che se fa 5 punti stappano lo champagne, però state notando, perché ci sono delle pressioni economiche che dettano queste pressioni ai giornalisti, che dettano la pressione e creano degli ambienti esageratamente stressanti, ma tutto nasce da calcoli economici, pensate il gioco dei procuratori per alzare i prezzi, no? È cercato da altre squadre, eccetera. Il Napoli storicamente una volta sola è stato favorito per lo scudetto, quello dopo il primo scudetto, 87-88, quando il famoso 1 maggio che strappo al cuore che ci fu. Poi non siamo obbligati per storia, per curriculum, per monte ingaggi, per politica, per società, per nulla, per stadio più grande, per sponsor, per nulla a vincere lo scudetto. Quindi teoricamente potremmo trasformare in energia positiva questa serenità che dice tutto ciò che viene sopra il terzo posto è successo. Se uno... Però attenzione, non ho finito. Notate come tutte queste critiche stanno venendo da determinati personaggi, o colleghi o presidenti, e sono tutti inguaiati. Florentino Perez che critica questa Champions, che in realtà fino a questo momento è solo il mio umile parere, è più bella di quella precedente. D'altra parte è stata la risposta alla Superlega, quindi è chiaro che Perez dice avete fatto una cosa più... la barba fa molto Gregory Peck in Moby Dick, dicono. La fa molto, purtroppo ve l'ho raccontato, la feci bianca in poche notti dopo che fui minacciato selvaggiamente
Fortunatamente, lo dico con grande rispetto, anche perché sono una nullità, non sono Siani e queste cose, questi giganti del coraggio, della giustizia, del giornalismo, però succede anche in campo cinematografico. Sì, perché tra l'altro, Valerio, scusate, la Sicilia mi fece una foto proprio la sera prima di partire, poi è successo questo fatto, e c'era questa foto che sembrava un giovincello, poi, vabbè, adesso ne ho 50 di anni, però non l'ho mai potuta portare lunga perché è troppo bianca. E a 40 anni così bianca veramente ti invecchia di 20 anni. Comunque fra un po' la ritaglierò. Ma vedete, lo dico col sorriso. Ho detto. Altra vocale. Ciao Valerio, ciao Guido. No, io volevo chiedere a Guido, giusto a sensazione, diciamo con ancora 15 punti a disposizione, secondo lui a quanto potrebbe chiudere il Napoli il girone d'andata? Ma proprio così a sensazione, non per altro. No, non li faccio, perché là cadrei nella trappola dei colleghi, quasi vince, quasi vince. Io dico che Inter e l'Atalanta li superano. Speriamo di essere noi la terza che superano i 40 punti, ma permettetemi, non per essere scaramanti, qua non è la scaramanzia, è sbagliato pensare, il Genoa si vince col Genoa, dici, ma come col Genoa? Noi in questo, noi fermiamoci a oggi, siamo contenti, ad oggi siamo perfettamente in media, ancora non abbiamo fatto i 2 pareggi e possiamo fare neanche solo uno con gli altri 13, attenzione, abbiamo la Fiorentina all'ultima del girone di andata, quindi zitti, vinciamo, saltiamo per ora la Lazio, vinciamo la prossima, perfetto, tipo abbiamo Venezia, no? Mi sembra Genoa e Udinese, ma non faccio questi calcoli. 40 sono contento, se ne fanno di più li ringrazio e sono più contento. Ma... Buonasera a tutti, domanda per Guido, signor Guido, riguarda l'episodio accaduto oggi durante Fiorentina Inter, in preciso Bove, pensa che possa incidere questo sovraccarico di allenamenti e partite? Beh, nel calcio è successo, mi ricordo Manfredonia, andiamo su un argomento delicato, potremmo mettere in mezzo anche il fatto, e io sono uno di quelli, no, che ho questa bomba dentro di me, AstraZeneca, che non lo sappiamo, no, perché qui casi di, non sono mica dite, io ho perso, Valerio, nelle ultime settimane 2 amici, e tra l'altro anche compagni di liceo, manco cinquantenni di colpo, cioè, i giocatori sono oggi ricontrollati più di ieri, perché hanno una marea di dati a ogni allenamento, quindi andiamo in un campo delicatissimo. Poi a volte ricordate quel giocatore dell'Inter di Moratti, no? Che poi di colpo lavarlo, possono succedere tante cose. La cosa che adesso deve importare è che il ragazzo torni in salute per lui e per la famiglia, nella speranza che torni a giocare come professionista. Sul perché speriamo che ce lo dicano i medici giusti, se può essere un affaticamento, uno stress, un difetto cardiaco, 1000 cose, ma lì non aggiungiamoci al giornalismo sciacallo, ai qualunquisti. Come faccio a dire? Non sono né un dottore, né l'ho visitato, né conosco i suoi dati giorno per giorno. Deve star bene, questa è la cosa importante. Chiaro. E poi qualcuno ha parlato di crisi epilettica, quindi in quel caso non dovrebbe essere. A livello emotivo, da sportivi, no? Noi sappiamo quello che è successo qualche anno fa alla Fiorentina, ha già dato, insomma, ma è sempre brutto quando muore lo sportivo, è brutto, insomma, la morte. Io sono come Woody Allen, sono contrario a prescindere filosoficamente, però qua la buttiamo sul ridere, ci vuole, perché gli sportivi ci sembrano degli dei dell'Olimpo, no? Insomma, vediamo quello che sta succedendo sul fatto che si gioca di più, 1000 cose, ce lo diranno, voglio sperare, perché è importante anche per la trasparenza, come quando Magic dichiarò la sua seropositività, no? Fu molto importante per la lotta all'AIDS e anche per dare le giuste informazioni, no? Quindi secondo me sarà molto importante dare informazione corretta e trasparente, perché può essere utile. Io sono da anni che dico che, per esempio, in tutti gli enti pubblici, ma anche alcuni enti privati, permettimi a questo punto, che siano quindi scuole, palestre, ci devono stare i defibrillatori. Io anche nei condomini buttiamo tanti soldi in cretinate. Io il giorno del mio compleanno sono andato a rifare, per pura cultura personale,
il richiamo non del vaccino, eccetera, al corso di pronto soccorso, di primo pronto soccorso. È una cosa che non avevo fatto, è per l'età infantile e per i bambini, perché è totalmente diverso fare il massaggio cardiaco, la respirazione a bocca e certe cose per gli adulti rispetto ai bambini. E io quando lo feci nel 2000 non lo feci per i bambini, ed è molto importante. Prima regola della medicina è: se non sai fare niente, se poi nuoce non fare nulla. Però se sai farlo bene, chiaramente non sono medico, ragazzi, quei 30 secondi in più e meno possono cambiare totalmente la vita. Quindi sarà per me importante che Razio stia bene e che ci diano informazioni trasparenti, perché possono aiutare in maniera qualitativa il movimento. È una delle battaglie, non solo quella della visione per i ragazzi diversamente abili, nulla si muove al San Paolo, va benissimo così, a nessuno interessa, noi sì, ma per esempio nelle scuole si dovrebbero fare dei corsi di pronto soccorso, non nel Salvate Soldato Ryan, nelle piano sequenze, se ce ne fuori lasciatevi fare a me. Anche perché i ragazzi pensano cose totalmente sbagliate, vedono i film e pensano che è quella ed è cambiato tutto. Ti dico una cosa: prima si contava 501, 502, quando me ne insegnavano a me, perché 501, 2 e 3 è esattamente il tempo che passa tra un secondo, cioè dire la parola 550 è un secondo. Adesso le nuove tecniche dicono che invece devi fare gruppi rapidi di pressione, quindi non più 501, 502 e fermarti, quindi si evolve anche il pronto soccorso, il primo soccorso. Però lì sono andati i medici, i paramedici e gli hanno salvato la vita, e questa è la cosa importante. Dettagli altri dettagli che emergono, che vivo grazie all'uso tempestivo del defibrillatore che diceva Guido, e la manovra per ovviamente tirare fuori la lingua, che quella è una cosa per evitare lo Quale struffio. trasmissione si dicono queste cose, Valerio? Nessuna. Buonasera Valerio, buonasera Guido. Oggi mi sono imbattuto in un video di Robben con le giuste proporzioni. Kvara me lo ricorda, cosa ne pensate? Hanno però cedere un passo diverso, poi Robben ne tirava di più, anche lui perdente, poi la vinse la Champions, ha fatto una grande carriera, gli auguriamo a Kvara di farla addirittura superiore. Kvara sta facendo un gran lavoro e perciò vi ho portato questo addirittura miglioramento della fase difensiva del Napoli, e lo ricordiamo, terz'ultima squadra per falli, ultima squadra in Serie A su 20 per cartellini, che significa che difendi bene, non sei costretto a far fallo, difendi in maniera pulita, affronta le squadre come le altre, non è che il Napoli gioca in Serie C, ma anche per il lavoro di copertura, di raddoppio. Kvara sta giocando più indietro rispetto al passato, anche se oggi ha fatto, forse non voglio dire la miglior partita dall'inizio dell'anno, ma una partita decisamente incoraggiante anche a livello propositivo. Gli sta mancando il gol, ma arriverà. Ma senza dubbio. Per essere sincero e non legarsi ai giocatori, meglio Mattias che Ale Buongiorno stasera. Sì, io senza mettere in mezzo Olivera per confrontare i due centrali, per me meglio Rachmani che Buongiorno stasera. Sì, guarda, perché è importante, che io insisto, e fu una delle chiavi di lettura della vittoria dello scudetto, che abbiamo bisogno di inserire, diciamo, dei co-titolari, il famoso sesto uomo alla Elmas, non uno per reparto, perché vedete oggi un po' appannato, però concediamo quel ragazzo cuore toro di aver sentito un po' la partita, anzi mi fa anche piacere, perché dimostra che sono esseri umani, che c'è un po' ancora di romanticismo in questo calcio, quindi sono più contento così che piuttosto che fosse stato un Terminator, un killer. Poi diceva allora non c'è proprio più religione, calcio, perché però ha compensato Rachmani, che è sul pezzo come Olivera, lo stesso in attacco. Quando tu hai certe garanzie da un 15-16 giocatori, mamma mia, devono sbagliare veramente 7-8 giocatori la partita, allora lì, come è successo purtroppo col Verona. Quindi cerchiamo di inserirne uno per reparto, che diano garanzie anche di una mezz'ora. Oggi Buongiorno sì, però Rachmani, belle chiusure, concentrato. Sì, abbiamo avuto 2 sbavature gravi, però ragazzi, tanto hanno corso, ve l'ho fatto vedere proprio tanto, e hanno fatto correre tanto il Napoli, ma l'Inter e adesso l'Atalanta
che non si è fermata più, manco in Champions, che hanno l'obbligo di vincere questo campionato, è in terza battuta la Juve, non il Napoli. Quello scatto di Anghissà su 2 uomini senza senso, quando non ha la palla non corre così veloce. Sì, poi tra l'altro lì viene ammonito Coco, però io non sono convinto, perché il fallo secondo me glielo fa prima quell'altro che era sì, Massimo. è vero. Però ha fatto una bella giocata, e non solo quella. È importante. Tra l'altro non sono molto d'accordo su chi diciamo meno male, anche un noto sito di Zelinski, molti amici interisti, dico ma com'è possibile che ce l'avete regalato a zero? Ho detto perché sta facendo vedere la sua classe, però diciamo, abbiamo questo centrocampo, dobbiamo cercare di sfruttare le sue caratteristiche. Oggi ad esempio per lentezza di Lukaku, cioè, non abbiamo sfruttato dei break, uno in particolare, no? Il cosiddetto break alla pallacanestro di McTominay. E quando abbiamo quei break dove tu addirittura intercetti una palla e subito parte la transizione e vai in avanti, la devi chiudere l'azione, anche se non fai gol. Io voglio che lì arrivi al tiro. Tu dici, io comunque l'azione l'ho chiusa, sono riuscito ad arrivare al tiro, non voglio cincischiare. Perciò ho detto ci sono margini di miglioramento. È un centrocampo che non è proprio come quel Barcellona meraviglioso, però ha delle qualità. È importante. Abbiamo visto che questo ragazzo scozzese, quando ha la palla, attenzione, quando c'ha lo spiraglio, tira. Che vi dissi l'altra volta, cerchiamo di fare quelle azioni un po' come la pallamoto o il basket, dove lo liberi al tiro, perché sto ragazzo il tiro ce l'ha. Quindi intanto dalla media distanza e da dentro non si fa neanche il problema se sta bene con il corpo, se sta col destro, lui tira. Anche contro la Roma stava tutto storto, comunque arriva al tiro, quindi è proprio nelle sue caratteristiche. Guido, su Di Lorenzo? Partita onesta, non è stato un super partito, ma onesta, e è anche meglio perché tu ti devi gestire. Tra l'altro lui ha fatto le partite con la nazionale, c'è la pausa per la nazionale e pausa per alcuni, però non mi aspettavo, e quindi gli dico bravo a lui, a Conte, allo staff, Reali, che è stato molto importante, abbiamo saputo per la sua permanenza, che non voglio dire, non sappiamo se uno è riuscito a resettare, però è tornato a fornire delle prestazioni che sono degne del suo nome, quindi sono contento. Non era scontato, non tutte le partite puoi giocare da 8, da 7, eccetera. I campionati li vinci anche con partite dove tutti stanno su 6,5, altrimenti li stravinci, ma no, come ha detto Conte, qua diamo, non mi riferisco a Angela che sappiamo è persona attenta, garbata e ponderata agli altri, qua non dobbiamo dare per scontato quello che tra l'altro non è ovvio, e poi devi gestirci. Il campionato è ancora lungo, no, è lungo che passano ancora tanti mesi, ma puoi sbagliare poche partite, quindi tu devi gestire queste due forze contrastanti. Devo stare sul pezzo se voglio avere un campionato di vertice, però io a marzo, aprile e maggio non posso scoppiare, perché non posso perdere poi tutti i punti. Chiaro. Anche io ho visto il fallo di Masina già ammonito, in questo caso non è scambio di persone, doveva intervenire in VAR da protocollo. Sì, questo è il momento in cui può intervenire. Ti correggo solamente Masina, perché l'ammonito era Walukiewicz, era l'altro braccetto, non era Masina. Comunque sì, secondo me qua scambio di persona ci poteva stare. Comunque mi ha fatto morire l'intervento di Conte, famoso dopo l'Inter, no? Perché ha scatenato un putiferio, come lui sapeva di dover scatenare. Io sono molto contrario, come viene criticato ancora adesso dai colleghi Benitez, perché Benitez fu la grande scossa per Napoli in tutto per tutto, filosoficamente. Poi che è andato meno bene dopo non ci interessa, però fu un cambio di filosofia veramente copernicano. E quella famosa conferenza di inizio campionato, secondo anno col Genova, dove lui fece una lezione di napoletano proprio di che cosa significa e anche cosa significa perdere tante energie. Ecco, Conte con quella conferenza, ovviamente è stato attaccato da tanti colleghi, ha fatto perdere tante energie in questa settimana, e tu devi fare in maniera onesta, perché non è che hai insultato nessuno, tra l'altro è stato secco, preciso, strategico,
anche onesto, perché non ha attaccato il sistema, faceva io voglio capire non diceva gli arbitri sono tutti disonesti, tra l'altro in settimana, proprio nella stessa settimana 2 arbitri sono sotto inchiesta per evasione fiscale, eccetera, che disastro. Che però se mi permetti è anche peggio di non vedere un rigore. No, però quando tu dici no, ma noi sulla cosa degli arbitri la mano sul fuoco. Anche la lingua sul fuoco potete mettere. Paramando ha fatto vedere che con 1.91 di XG in stagione McTominay ha fatto 3 gol. In pratica gli serve veramente poco per segnare. Aggiungiamo altri dati. Il tiro, ragazzi. Un altro dato è che corre assai, fa tanti chilometri, proprio più di media. E anche una certa fisicità. Ti ricordi quell'azione sul fallo laterale, no? Dove erano 1 contro 1 e lui non è andato a terra? Bravo. Esatto, sì, no, è così. E a questo punto, risposta secca, considerando che ognuno ha il proprio ruolo e il proprio compito, meglio lo Zielinski dello scudetto o il McTominay di quest'anno? No, è facile la risposta. Lo Zielinski dello scudetto e il McTominay quest'anno. Sono due Napoli diversi. Se erano tutte e due nella no, ma non è una paraculata, è così, no? Quello scudetto noi l'abbiamo vinto, Zielinski è grande, poi quel tuffo all'Orientus Stadium rimarrà iconico. E McTominay di quest'anno ancora ce lo dobbiamo godere. Se fossero tutte e due c'era l'alternanza, giocava uno, il Cambo, Rivera, Mazzola, invece ormai sta all'Inter. Io penso che questo ragazzo a 7 gol ci può arrivare in carrozza. Fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione. Grandi amici miei. Ne ha 2 su 4. C'ha sicuramente intuizione, ha avuto velocità di esecuzione perché in un attimo fa partire il tiro e non è la prima volta. Forse fantasia, cioè non so se ha la fantasia del 10. No, quello non ce l'ha per niente. È un 8. Non ha l'inserimento dentro l'area all'Anzic, non cominciamo. Però mi piace il break. Vi ricordate la prima partita? Voi mi chiedeste, questo ragazzo sembra che c'ha la gamba per poter arrivare fino in fondo, far arrivare l'azione ai limiti dell'area. Lo stiamo vedendo. Noi dobbiamo sfruttare queste caratteristiche. Dico uno che non solo fa da barriera, no? L'uragano Gargano, come lo chiamava Oriem, eccetera. No, ma è un uragano che poi arriva sulla 3 quarti e può creare la superiorità. Intanto lo devi marcare. Questo è uno che tira ai 16, 17, 18, 12 metri, tira. Noi oggi abbiamo non fatto un gol. Politano la devi tirare lì, non devi poi rimettere al centro. Lukaku ha fatto una cosa giusta, quell'azione in transizione. Esatto, si porta il portiere fuori l'angolo è alla Careca, non ha quei colpi. La tira dietro, a questo punto Politano deve tirare solo una palla a mezza altezza, la porta è grande, come va. Poi se riescono a bloccarla come ultimo uomo, e chiaramente cerca l'assist per cercare un compagno che può fare l'appoggio facile, però lì i difensori del Torino c'erano per darvi un'altra di quelle azioni dove possiamo migliorare, e lui la gamba ce l'ha. Se Napoli acerbo, prima era convalescente, adesso Guido l'ha portato ad acerbo. Poi puoi sbocciare, è primavera. Dorgu su quella fascia sta facendo il devasto, ci danno degli aggiornamenti. Ragazzi, Conte l'ha battezzato, io credo che già nel taccuino, è inutile che ce lo dite lo sappiamo, ma non lo dite a noi. Ma lei, tu e io possiamo comprarlo? No, al massimo non mi diamo a cena. Però. Specialmente se vogliono i 40 milioni che hanno detto. Ora, Valentino, tu mi dici su quella fascia, io ti chiedo quale, perché se c'è Gallo io penso che lo sta sfruttando da attaccante Giampaolo, perché lascia Gallo sulla sinistra a fare il terzino che fa tutta la fascia, e vedo dallo schemetto Dorgu sempre esterno, insomma in zona Politana, col mancino, Lecce vicinissimo al gol, quindi a destra, in alto a destra, esatto. Ma la società è Lecce, Valerio, considerando la difficoltà del sud, che c'hai meno soldi, meno sponsor, eccetera, però i suoi onesti campionati ha fatto sempre emergere qualcuno in Serie A. L'Empoli, lo sappiamo, è una realtà ormai consolidata anche come settore giovanile, però ci sono anche altre realtà. Più che gli uomini, questa guerra di poltrone del Piero e Gravina, nulla contro Del Piero, ragazzi, ma viene interpretato come un messaggio anti-juventino, come no,
è che qua servono veramente delle riforme parecchie portate avanti con forza, altrimenti sembra che l'uomo solo al comando cambierà, eccetera. Sono abbandonati a loro stesse questa società, e sarebbe anche giusto che sia più competitivo. Invece c'è troppo sbilanciamento, proventi delle TV, eccetera, eccetera. Non facciamo l'elenco alla Salvini, perché piacerebbe un campionato molto combattuto. Però citiamo che ci sono società, siccome vengono citate sempre due, no? L'Udinese, molto bene, e ormai l'Empoli, e visto che l'unica squadra del Sud dopo il Napoli, ormai il Sud non è rappresentato da nessuno, però col coltello tra i denti il Lecce... se non consideriamo il Cagliari, insomma, statuto speciale, ovviamente. Però è intanto una regione a statuto speciale, loro non si considerano a Sud, è un'isola che sta sopra Napoli, va. Intanto Nicola sta battagliando. Sì, poi sono sempre squadre che devono salvarsi, pure lì. Io spero che porti a termine il campionato. Vabbè, lui un anno si è dimesso col Crotone, anche perché dicono poi colleghi bravi che lui non è un bravo allenatore, sa solo salvare le squadre quando sono ultimi. Anche Barone, la Lazio ha fatto un salto nel vuoto e sta facendo molto bene. Tra l'altro Valerio, non so se è stato detto, mo sembra non Maestro Troisi che era un genio, io non so nessuno. Non facciamo quelle cretinate, non conta, perdiamo con la Lazio, no. Spero che non sia stato detto. No, mi è stato detto che la serie è più importante della Coppa Italia, e mi sono arrabbiato. Mi sono arrabbiato tantissimo già, quindi facciamo salti indietro nel tempo. A prescindere che poi veramente non avessi più partite, immagina come si deprimono quelli che non giocano mai. Ma non vi dice niente quello 0-4 col Milan? Era campionato, ma non conta, perché significa intanto che hai messo il tarlo della sconfitta al Napoli, il tarlo della vittoria al Lazio, ovvero lo so che giochiamo prima a Roma, però pensi a battere la Lazio, intanto vai avanti in Coppa Italia, chiamiamoli panchinali, gli altri titolarissimi, io non li sto sminuendo, tutti coloro che indossano con onore e correttezza e onestà la maglia del Napoli sono i miei eroi, lo dico sempre, che giocano in un minuto e giocano tutti i minuti. Se sono persone corrotte non posso indossare la maglia del Napoli, non mi riguardano, quindi chiarisco questo punto. Quindi già dici io non giocherò più adesso, ma metti il tarlo della sconfitta alla Lazio, una in campionato, questa vai a giocare al San Paolo, metti anche pareggi, mini crisi della Lazio, quindi non voglio sentirsi discorsi, no? Ma non conta, cambiamoli tutti. Mio padre ha fatto una battuta bellissima, vedi l'ingegnere, ve la voglio riportare. Io dicevo, papà, ma qualche cambio. Conte è bravo, sta risparmiando le forze della panchina per la prossima partita. Grande. A proposito di panchina, vedi, ma con Neres al posto di Kvara non perdiamo troppo soluzioni di gioco, le questioni dei mancini, che poi la domanda sui mancini si poteva anche sviluppare, poteva anche essere interessante, è stata buttata lì come un dato senza la domanda all'interno, però si poteva sviluppare. Non è il dato dei 145 falli del Napoli e 123 del Parma, è un dato, so che tu hai 5 mancini, 7, su come poi giocano in quale parte del campo, sì, però ha segnato Cambiasso tutto. Bella e buona. Ragazzi, io ve l'ho detto, Inter, la Juve come un condo, se qualcuno manca il campionato, poi tra l'altro pure la Juve segna pochissimo, non incassa gol. Poi loro non hanno bisogno storicamente di avere questa percentuale mostruosa, è sempre stata così, no? La Juve è stata la più provinciale delle grandi squadre, no? Perché tante partite dove diceva l'Ascoli, l'Avellino, il Lecce di turno, attacca, pum, un tiro, un gol. Sì, l'hanno sbloccata, ci dicono deviata, c'è stata intanto una munizione per Danilo, c'è stata questa notizia di mercato. Oggi la Juve non può pareggiare perché significa che poi veramente sono tanti pareggi, anche se non ha queste 4 partite con le altre 13 e poi c'ha i 2 scontri diretti, quindi scremerà la sua classifica, cioè prenderà
po' di posizioni, a meno che veramente Fiorentina e Lazio tengano botta. Però siccome la Lazio la dobbiamo incontrare di noi, speriamo no. Siccome Cambiaso ce l'ho io al fantacalcio, è stato dichiarato autogol e nemmeno quello posso avere. No, c'è stata una giornata pazzesca per il fantacalcio, ma va bene così, perché avevo McTominay contro, quindi bene che abbia segnato McTominay e che perda al fantacalcio. Guido, la possiamo salutare il Venezia, o secondo te... Sembra la meno forte, meno attrezzata, però per adesso, diciamo, anche se hanno meno punti, abbiamo visto dalla settima in poi, non ci sono squadre proprio... Sì, secondo me è accreditata per scendere, poi bisogna vedere se ha la forza economica a gennaio per fare degli acquisti, però oggi come oggi non me la sento di salutare chi è in forte crisi, anche perché non ha più la famiglia Berlusconi alle spalle, eccetera, è Monza, ragazzi. Monza. Tra l'altro non si è mai trovata nei 2 campionati che ha fatto nella zona della retrocessione, perché ha fatto dei campionati abbastanza sereni. Lottare per non retrocedere è un altro campionato, cioè devi veramente entrare in una mentalità di un certo tipo di sacrificio e umiltà. Pensate, noi abbiamo una partita molto interessante, quella con Atalanta e Roma. La Roma si ferma l'Atalanta, blocca questo filotto infinito di vittorie, ci può stare un pareggio, se la batte, ma se la Roma perde, sono 4 sconfitte consecutive e a questo punto è agganciata da tutto il treno, non retrocederà la Roma, però mentalmente diventa difficile. Sì, diciamo il Venezia per ora di quelle sue nettamente quella rispetto a un Genova, un Cagliari, cioè meno attrezzata e anche meno storia nel corso degli ultimi anni. Però non mi sento come fu subito con la serenità o gli altri di salutarla. La stiamo guardando da lontano, qualche dita si sta alzando, quello sì. Poi faremo il fantacalcio dal gol a cambiato e dice bene Francesco, prima di salutare aspettiamo di vincerci con Venezia, sì. In modo tale che secondo Pasta e Cesi il Verona va in B. Occhio che il Verona hanno sempre salvato negli altri anni, voi dovete considerare l'aspetto macroeconomico della Serie A. Negli ultimi anni calcisticamente male, però sei riuscito a salvare. Poi ci sono delle partite a fine stagione che sono un po' strane, dove diciamo, quelle inspiegabili. Guido, si è parlato di Danilo, ne ha parlato di Marzi, dice il Napoli interessato a Danilo della Juve, eccetera eccetera. Io non faccio mercato, fortunatamente, così non devo sbagliare 200 nomi là. Spero di no, perché insomma non è proprio quello che serve. Cioè tu dici è molto più forte di Juan Jesus, cioè, a prescindere dallo stipendio. Ci sono degli equilibri all'interno dello spogliatoio, negli allenamenti, dell'umore. Tra l'altro hanno dedicato un cortometraggio a Juan Jesus, dal punto di vista umano come personalità enorme. Però ho detto, non è che stai prendendo l'Ibrahimovic da una situazione. La Juve ha bisogno di far cassa, perché ha bisogno di prendere 2 o 3 pedine se vuole fare questo balzo in avanti. Si vuole qualificare, si deve qualificare per la Champions, non intendo andare nelle prime 4 per fare altri 2 turni. Mi sembra più un favore alla Juve che un bisogno al Napoli. Preferisco un giovane, anche se deve fare quei 5 minuti, ma che fa esperienza. Noi dobbiamo svecchiarla la rosa, non invecchiarla. Però è chiaro, poi uno ce l'hai già, che è Marin, che insomma vediamo se verrà utilizzato magari. Sì, tra l'altro ti rendi conto l'onestà intellettuale di chi dice io sono maestro l'anno scorso quando rompevano le scatole a Garcia, siamo arrivati alla 14ª giornata, non ha giocato un minuto in campionato. Poi da domani giocherà sempre e toglierà il posto anche a Kvara, però certi dati erano veramente analizzati in maniera così faziosa. È un giocatore che dobbiamo ancora scoprire, perché ha fatto solo la partita di Coppa Italia, dove un paio di sbavature, però l'operazione Danilo, se mai si dovesse concretizzare, sarebbe proprio un'operazione calcisticamente non fondamentale, probabilmente sono per accordi tra le parti. Io spero che non avvenga, perché non è quello di cui abbiamo bisogno,
né da un punto di vista del bilancio né dal punto di vista dell'età anagrafica. Ripeto, non è diciamo, ti prendi il grandissimo campione che ha vinto Champions eccetera, cambio di mentalità. Il Napoli non è una squadra operaia, è una squadra acerba che l'anno prossimo Conte ha già dettato delle condizioni, avrà bisogno di mettere 3 pedine importanti, cioè, se lui ha detto quei numeri significa almeno 3, e non è Danilo il giocatore che serve adesso a gennaio. Però vediamo. Nel frattempo ci confermano assist di Cop Miners a gol di Cambiaso, quindi hanno tolto l'autogol da mezzo. Vedi come poi aiuta, perché già stavano dicendo Cop Miners fallimento, pagato troppo, non incide. Assist di Cop Miners con il gol di Cambiaso, e quindi va bene così. Guido, le ultime considerazioni, poi ti lascio andare, vado a fare le cose mie e devo smontare tutto il computer e rimontarlo da capo. Ma può essere che Marino non giochi perché ha la clausola con la quale il Real può ricomprarselo, e se fosse in realtà un fenomeno e Conte lo vuole proteggere, e se stessi dicendo una cazzata? Ma ci sono troppi se. Io penso che invece è un fenomeno gioco. No, a volte delle cose sono molto più semplici. Mi ricordo sempre a Modovar, una nota conferenza stampa dove dissero queste cose qua, e lui disse: lei non ha capito niente del mio film. No, questo voleva spiegare il film al Modovar che aveva realizzato, e lui lo invitò come Modovar è un gran signore, un personaggio eccezionale, cioè, non solo da un punto di vista registico proprio, e lui invitò a rivedere il film. A volte, diciamo, le situazioni sono molto più semplici. Forse che Conte queste partite le voleva vincere, ci sono dei giocatori che in questo momento, ripeto, in questo momento non perché sono diventato aterosclerotico, ma perché le cose possono migliorare, gli offrono più garanzie come singoli e come squadra, come movimento. Sì, cioè, non è più plausibile, ma lo dice Guido, no, lo dicono i minuti. Più minuti passano, è più facile a un certo punto analizzare la cosa, perché ha detto io non posso andare a prendermi l'eccezione di quel singolo secondo eccetera rispetto a 38 giornate. Vedremo sulla clausola compra, ricompra eccetera. Ragazzi, a parte che il Real Madrid rispetto a Napoli, quando si vuole comprare un giocatore se lo compra, poi Florentino Perez è più interessato all'ennesimo attaccante che ai difensori. Questo, no, io credo che a parte che hai un Buongiorno forte, un Rachmani che è diventato pulitissimo, risottolineo, manco l'avessi fatto apposta, ragazzi, la squadra, la terzultima per falli e ultima per cartellini gialli, e può ancora migliorare, e l'andamento sta andando verso un miglioramento rispetto a un inizio disastroso del campionato. Il campionato italiano è meno bello, meno spettacolare, meno vivace della Premier, ma molto più tattico, e devi entrare in certi meccanismi anche di furbizia. L'importante è non bruciarlo, e speriamo che possa inserirsi in un minutaggio se mai ce ne dovesse essere bisogno. Però queste teorie, che non sono completissime, un po' complesse, un po' ingarbugliate, alla prima, seconda, terza giornata ti può venire il dubbio, alla 14ª cominciano a parlare di numeri che sono 14 giornate e abbiamo superato un terzo del campionato, quindi è una quota importante. Scusate. Grazie mille Guido Gentile. Grazie Valerio, io ci sono passato, così posso tornare a fare le mie cose, nel senso di riassemblare i computer, perché sono in debito di un po' di video. Non ve lo volevo dire, due fissi, sicuramente meno performanti, però ho fatto un buon lavoro, belli, quindi un buon divertimento, perché il computer se ne va via un sacco di tempo. Miracolo di Gregorio, un abbraccio. E il City ha perso un'altra partita, vedete che quando che con Liverpool inarrestabile, però detto, ma come il Liverpool era impegnato in Coppa, doveva uscire dalla Coppa perché la Coppa cuba punti, come mai? Sì. Intanto saluto le amiche Bellini, gli amici Bellini, Valerio, di nuovo un grosso in bocca al lupo a Bove, lo vogliamo in campo, fresco, bene, giocare bene tutte le partite, meno quando affronterà il Napoli, ma lo diciamo per scherzo. Un abbraccio a tutti e buona serata a tutti. Possiamo migliorare, ragazzi, con calma. Io non capisco perché questa fretta che uno deve vincere,
è più divertente domenica dopo domenica, anche vedere gli altri schierare che devono trovare un modo, che cominciano a calma. Bellissimo, la chiudiamo così con un fade out. Amici bellini, potrei anche vedere, perché poi ho fatto questa cosa, perché quando poi sta Guido devo andare in piano, si chiama piano americano, non lo so come da New York, la sigla e tutto, poi vi prendo l'ultimo messaggio di Angela nel finale. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Guido, dov'è? Sei lì. Prego, Guido. Comincia le danze. Vai. Allora, abbiamo finito. Grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo... Allora, prima di tutto, Angelo, dopo il gol di Scott Kvicia ha indicato Cyril, forse gli aveva promesso un assist, questa bromance la dobbiamo controllare. E poi sì, Fabio, tu hai ragione, le interviste in giro per New York, che lo voglio fare, è un'idea geniale, ma fanno cazzo, me la sento in